near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Ho aperto con questa importante canzone, con queste parole, con questa musica, per ringraziare tutti quei medici, quegli infermieri, quegli operatori sociali che hanno perso la vita per salvare la nostra, perché qualcuno ancora oggi ha la memoria corta, anche una certa politica. Allora bisogna rinnovare
Ecco, questi ricordi, far vedere quello che è successo e soprattutto dire grazie a queste persone che ancora oggi sono aggredite negli ospedali, minacciate. È una vergogna italiana anche, ed è una vergogna che la politica non intervenga, che non metta in sicurezza queste persone che stanno cercando di salvarci, che mettono a repentaglio la loro vita per la nostra. Io veramente, siccome c'è qualcuno di noi, anche sono diversi ultimamente, fuori di testa, dobbiamo fermarli, perché non si fermano i ragazzini, non si fermano queste persone che arrivano nei pronti soccorsi o nelle corsie degli ospedali che ne fanno di tutti i colori, ma ci sarà il mezzo per poterli fermare. Ma come? Parliamo di spazio, parliamo della Luna, di satelliti e non riusciamo a mettere in sicurezza queste persone e soprattutto ricordare quello che è successo con la pandemia, quello che abbiamo passato, quello che abbiamo visto, che qualcuno ancora oggi mette in discussione. Non è vero, no, è vero, guardate le immagini sono vere, le immagini sono reali, non ce le siamo inventati queste immagini e neppure i morti ci siamo inventati. E se qualcuno non crede alla ricerca, alla scienza, alla medicina, invece di andare dal medico o andare in ospedale, vada dal fruttivendolo, dal macellaio, si curi da solo a casa. Qual è il problema? Perché veramente queste persone ci hanno rimesso la vita per salvare noi, per salvare le persone che entravano negli ospedali e nelle RSA. Perciò a tutte queste persone, a quelle che non ci sono più, ma a quelle che ancora lavorano in situazioni precarie, noi tutti diciamo grazie. Detto questo, doveroso, perché ho sentito qualcosa ieri, ma proprio un bel ringraziamento ci voleva. Saluto gli ospiti di questa mattina, abbiamo in presenza Franco Storer, Presidente Casa Artigiani, grazie Presidente di essere qui con noi. Ringrazio anche Biagio Ciaramella, Presidente Vittime della Strada e Mala Sanità, grazie anche a Ciaramella di essere qui. Allora, inizierei proprio con il Presidente Storer. Allora Presidente, ho aperto molto forte questa mattina, ma penso meritato ringraziamento e soprattutto dobbiamo fermare queste persone che si permettono di entrare, di fare quello che vogliono e soprattutto aggrediscono questi sanitari. Dobbiamo cercare veramente di dire basta. Prego Presidente, com'è la situazione dal suo punto di vista e grazie di essere qui. Beh, intanto buongiorno e grazie dell'invito, è sempre un piacere venire ospiti alla vostra trasmissione. Com'è la situazione? Intanto anch'io un grande ringraziamento a tutti quelli che hanno operato nel settore della sanità per tutto quello che hanno fatto, ma soprattutto per quello che fanno ancora. Com'è la situazione? La situazione, io parlo dal punto di vista degli artigiani, è un po' di difficoltà, ma come sempre, d'altronde noi artigiani siamo abituati a lavorare nelle difficoltà. Volevo dire che abbiamo operato anche durante il Covid, con difficoltà, ma pur di fare servizio e di aiutare le persone in difficoltà. Diciamo che le imprese al momento sono un po' in sofferenza a causa di vari fattori, tra cui sicuramente il problema della crisi che c'è in Germania, che ci sta un po' mettendo in difficoltà a causa del fatto che noi abbiamo una buona manifattura qua in Veneto che ha sempre lavorato con l'impresa tedesca e con l'Europa, e causa la guerra in Ucraina, causa alcune scelte fatte dalla nostra comunità europea, abbiamo avuto un po' in difficoltà, diciamo, nelle esportazioni. E questo ci crea dei problemini a livello per quanto riguarda le nostre imprese. Poi c'è il discorso dell'energia. L'energia costa carissima adesso, sempre a causa ovviamente del fatto che compriamo il gas e l'energia da altre fonti che sono molto più care. Poi sa anche lei che il nostro comparto, gli artigiani, è un comparto di piccole aziende, per cui in questi momenti sarebbe opportuno, da tempo spingiamo affinché queste aziende in qualche modo si coalizzino, si mettano insieme, perché la sfida per il futuro è quella di avere delle aziende un po' più strutturate, perché il piccolo sicuramente è bello, in Veneto siamo bravissimi a lavorare nel piccolo, siamo molto bravi a dare il meglio quando siamo da soli, però purtroppo tra normative, regolamentazioni, burocrazia a volte non ce la si fa, insomma, ecco.
Presidente, guardi, intanto la ringrazio anche per quello che ha detto, l'importanza di questo mondo, il mondo dell'artigianato. L'Italia dovrebbe essere fiera di questi artigiani, ma artigiano non è che si diventi per caso, ce l'hai nel DNA. Ecco, questa creatività che dal nulla crei qualcosa e soprattutto il non rispetto per questa figura stanno colpendo, Presidente, proprio la spina dorsale del Paese, l'artigiano, l'operaio, il piccolo industriale, e questo fa molto male. Adesso cominciano anche con gli agricoltori, ma non basta, anche il mondo del sociale. Abbiamo visto il volontariato che ha aiutato in una pandemia terribile, dove anche lui ha rischiato la vita perché andava a portare le borse, cercava di dare aiuto alla comunità. Eppure anche noi dobbiamo girare col commercialista, lo dico tutte le mattine, e pagare per fare i volontari. Ecco, questa prepotenza di una certa politica che se ne frega perché gli obiettivi sono altri. Però se perdono queste realtà produttive non ce ne sarà più nessuno, perché con le multinazionali non arriverai a quello che è veramente l'uscita del tunnel. Ecco, la grande economia è sempre stata fatta girare dalle piccole attività, dagli artigiani, dalle piccole realtà locali che avevamo. Il grande ex ricco nord-est era fatto di queste realtà. Secondo lei, Presidente, chi è che non ascolta? Perché per sentire io sono convinta che sentono, però l'ascolto è diverso, perché l'ascolto vuol dire impegnare, mettere risorse su quello che lei sta spiegando, su questo mondo meraviglioso che ha fatto grande il nostro Paese. Eppure gli italiani dicono non vai a votare, no? Ma come facciamo? Siamo nella barca che ondeggiamo, un colpo andiamo da una parte, per cercare anche noi di trovare quel guerriero che ci porti fuori, che capisca la realtà di questo meraviglioso paese che tutti invidiano, non solo per la morfologia, ma per la creatività. Secondo lei chi è che non ascolta? Perché prima o poi qualcuno dovrà pure ascoltarvi. Prego, Presidente. Ma chi non ascolta non ne ho idea. Io penso che sia sempre chi è che fa le politiche? I nostri politici, noi stessi a volte votando, come diceva lei, persone che possono ascoltarci. Ma il fatto è che una volta votati molto spesso ci dimenticano. Io spesso ho degli ospiti che mi dicono gli artigiani, il tessuto, la spina dorsale del paese, eccetera. Però poi alla resa dei conti le cose non funzionano e gli artigiani sono sempre dimenticati. Guardi, uno dei grossi problemi della politica attualmente è anche quella di non incentivare i giovani a entrare nel mondo dell'artigianato. E questo è un grosso problema che abbiamo. Le faccio solo un esempio, tanto per dire come funziona la politica. Chi va a studiare all'Università di Vienna, il settore infermieristico, una volta che è laureato, l'Austria lo trattiene presso di loro, gli offre già il lavoro ben pagato, molto di più che noi in Italia, e in più gli danno l'alloggio gratuito. Voglio dire, questo già vede, per avere gli infermieri, trattenerli sul posto, già questo è una cosa che sarebbe importante, è un esempio che le faccio, ma che implica delle risorse, metterli degli incentivi, cosa che noi non facciamo. Però Presidente, corro perché purtroppo il tempo è tiranno, sembra lunga l'ora, però non è per niente lunga. Però Presidente, io penso anche alla scuola di formazione, ma adesso si accorgono che bisognava fare formazione. Ma pensano che siamo tutti degli idioti oppure cosa pensano? Perché io mi domando, una volta c'è sempre stato l'apprendistato dove tu andavi e cercavi veramente di imparare. C'era un qualcosa che ti insegnava e ti accompagnava. La persona anziana insegnava al più giovane a lavorare. Ecco, adesso con questi stage io trovo i ragazzi che mi dicono: Mirella, ma non impariamo niente, non riusciamo a capire un colpo da una parte, un colpo da che altra, poche ore da una parte, poche ore dall'altra, cambiamo in continuazione. Io penso che non vada bene, Presidente, che anche voi dovete essere molto rock, farvi sentire
veramente in maniera forte, perché ripeto, siete la spina dorsale del paese con gli operai, siete voi la spina dorsale, non sono le multinazionali, non sono certi politicanti che non sai neanche di cosa parliamo, a volte dico, ma io dico sempre delle volte, Presidente, ma chi è che ha messo sto qua su sta carega qua? Ma ho capito quello che dico, perché capisce, bisogna anche avere il coraggio di dire le cose come stanno, di mettere aria fresca, aria nuova, perché noi abbiamo dei giovani meravigliosi, Presidente, che hanno anche voglia di imparare. Il problema è che non li va a prendere nessuno, perché mettono la burocrazia, perché giustamente, come dice lei, anche l'apprendista, ecco, costa l'ira di Dio, cioè non è che agevolino, mettono sempre più paletti. Prego, Presidente. Sì, sono d'accordo con lei. Guardi, io è una battaglia che conduco da anni con la scuola, perché le scuole tecniche le vedrei infatti un altro sistema. Attualmente sono l'unica cosa che fanno sono gli stage, poi c'è stata anche la formazione continuativa all'interno delle imprese, però quello che a volte manca è il contatto diretto con l'impresa specifico e soprattutto che l'imprenditore in qualche modo cerchi di far uscire dal proprio stagista o da chi entra nella propria azienda quelle qualità che si meriterebbero. Spesso sono stage, come dice lei, un po' fatti così, fatti un po' più che altro perché serve per riempire gli orari. Io invece sono dell'idea che gli stage devono essere fatti sul settore in cui uno studia e in più anche retribuiti. Questo perché? Perché un po' di retribuzione ci vuole, perché in modo che il giovane capisca esattamente cosa vuol dire lavorare, cosa vuol dire appassionarsi, cosa vuol dire il lavoro. Nel settore artigiano purtroppo noi abbiamo dei tempi lunghi perché un apprendista possa diventare operaio o perché comunque acquisisca quelle nozioni che ci sono. E spesso, come diceva lei, gli artigiani hanno già qualcosa dentro, è la loro vena artistica, fantasia che deve essere espressa. Molto spesso ho paura che la scuola freni un po' questo e una piccola rivisitazione del mondo scolastico andrebbe fatta, secondo me. Grazie Presidente per quello che ha detto, speriamo che qualcuno ascolti. Questa trasmissione è molto vista, guardate che io so perché poi me lo dicono questi politici, tu hai detto, certo che ho detto quello che vedo, quello che penso, ci mancherebbe altro, smentiscimi se vuoi, perché vede, l'arroganza del potere a volte dimentica che quello che è di fronte è una persona che si è fatta il mazzo, che ha sacrificato, studiato, che è in mezzo alle persone, che sa quello che dice, quello che vede, quello che non fanno loro. E allora sa, questa è anche la forza di dire la verità e di avere in mano la verità, è una forza incredibile, perché veramente li metti con le spalle al muro. Solo che purtroppo la politica salva quelli che dovrebbero essere mandati a casa, quelli che veramente, io dico sempre che quando c'è un ramo secco va tagliato, ecco, non va rinvigorito, perché non fiorirà mai questo ramo, non produrrà mai niente, e invece fanno fatica a tagliare i rami secchi e questo lo vediamo come è ridotto il nostro paese. Allora adesso lascio un attimino tranquillo il Presidente, andiamo da un altro Presidente perché parleremo di incidenti stradali, di queste vittime. Anche qua, Presidente Ciaramella, grazie anche a lei di essere qui. Abbiamo gli strumenti per fermare gli airbag, abbiamo tutte queste cose che metterebbero in sicurezza, ma chi se ne frega. Continuiamo a investire su armi, su cose che non interessano, il ponte a Messina, pista da bob, chi ha più terza, quarta corsia, chi ne ha più ne metta. E noi rimaniamo con le spalle al muro, ma le famiglie che perdono questi ragazzi, Presidente. Ieri abbiamo sentito, avevo un giudice, il giudice di sorveglianza, il dottor Simone Borile, che ha cercato di spiegare perché questo uomo che ha ucciso queste due creature che non torneranno più, dopo poco tempo è già agli arresti domiciliari, può fare anche i servizi socialmente utili, in qualche maniera è libero, ma giustamente applicano la legge, i giudici applicano
le leggi e le leggi vengono fatte in Parlamento dai nostri politici, il giudice le applica. Ecco, cerchiamo anche di capire, perché voi ve la prendete sempre con i giudici, ecco, con la giustizia, ma la giustizia viene fatta in Parlamento con le leggi si applicano. Presidente Ciaramella, cosa dice? Ma tutti questi morti faranno riflettere o no? Prego. Allora, innanzitutto buongiorno, vi ringrazio per... Volume, Presidente Ciaramella. Non ho capito, scusi. Voce, non si sente, hai il volume basso. No, io sto vicino. Adesso, ok, adesso va bene, prima no. Ah, ok. Allora voglio dire buongiorno a tutti i telespettatori e grazie di avermi invitato. Allora, questo fatto dei giudici, io gli do ragione, perché in effetti se non si toglie il rito abbreviato e il patteggiamento, queste persone non andranno mai in galera. E purtroppo dipende anche dalla politica di fare delle cose e ci appelliamo al ministro Corvio per quanto riguarda questo fatto che deve inasprire le pene. Lei ha detto che 2 ragazzini sono morti e purtroppo la persona già sta agli arresti domiciliari. L'abbiamo mandato in vacanza perché sta a casa sua a vedere la TV, a prendersi il caffè, invece la famiglia sta al cimitero. Aspetti Presidente, ma non solo, farà i lavori socialmente utili sull'Associazione Familiari della Strada di Milano. Ecco, io non conoscevo, c'è un'altra associazione ancora che non sono associazione, lo ripeto, Associazione Italiana Familiari della Strada, ma è un'altra associazione ancora che si chiama Associazione Familiari della Strada. Prego Presidente. Posso? Allora, in effetti in Italia se uno non è colpevole fino al 3° grado con un omicidio così evidente, se ci stanno anche le attenuanti, dovrebbe iniziare da 2 a 7 anni. Poi 2-7 anni con le attenuanti, dato che è una strage, già 2 persone, dovrebbe arrivare a 18 anni. Una persona che poi va primo, secondo e 3° grado, minimo ne passerà 3-4 anni. Questi 3-4 anni in effetti la persona sta agli arresti domiciliari. Poi accetteranno o il patteggiamento e il rito abbreviato e avrà lo sconto del 30%. Scenderà a 8 anni, a 12 anni, una volta a 12 anni, poi calcoleranno il fatto che lui abbia fatto gli arresti domiciliari. Se scende a 4 anni, a 5 anni, meno una giornata, non fa niente di galera, ma non l'ha mai fatto perché stava all'arresto domiciliare in tutto questo periodo, e poi andrà ai lavori sociali. Vediamo bene che ai lavori sociali a volte sono solo delle fregature, perché chi condanna, chi c'ha il braccialetto, chi fa qualcosa, poi tende anche a fare altre cose, come vediamo nel femminicidio, che gli mettono il braccialetto, poi dopo ammazzano la persona che giustamente loro ritengono loro nemica. A questo punto qua la legge dice in effetti che non funzionava il braccialetto. Perché non li teniamo dentro e quelle persone che rubano la mela non li cacciamo fuori e riempiamo le carceri di questi assassini? Perché purtroppo non se ne può più. 12 morti al giorno devono far riflettere tutti. È questo che noi ci appelliamo al governo centrale, perché la legge è fatta, l'omicidio stradale è fatta, ma attenuanti col rito abbreviato e patteggiamento non vale quasi niente. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto agli artigiani bisogna cavarsi il cappello, perché deve essere delle Venezia, che sta gli artigiani a farle. Quello che ha fatto gli artigiani e a bellezza che avevano nel Veneto, che è il merito degli artigiani, perché gli ha fatto delle robe con le mani, gli danno una manualità, ma non da adesso, fino al 500 abbiamo perso. Credo che era buono fare gli artigiani, che indorava, dove stava le case mie, che era 4-5 fiori con il paron, i facevi i moretti con le foglie d'oro, stavano ore a guardarli, da cosa chi faceva, robe e a manualità, col cuore, col piacere di farle, perché gli piaceva, adesso è tutto macchine, tutta roba del cartone, ma gli artigiani bisogna innanzitutto
devi dare contributi dove si paga tutto agli artigiani, perché paghi i contributi, le tasse, se paga loro, nessuno le paga. Sui primi crediti in ciappa, direi che aveva subito qui per le spese, per i contributi, per roba. Devono avere a mano gli artigiani, perché con gli artigiani siamo diventati grandi tutti. E dopo, quello che riguarda i politici del adesso, di fare le leggi per loro, perché sono politici non vanno in galera, ti hai capito? Perché li mette fermo, no, bisogna aspettare, perché finché non c'è il giudicato colpevole è postarci opposto. Ma come? Che ti è grata, che ti ha fatto quello che ti ha fatto, gli i documenti, chi le sta condannato, chi sta ancora, è vergognoso. Ma come si fa? Ma su tutti i partiti, ma come? Ti ha fatto una mala grazia, ti ha paghi. Mi se vado in bicicletta che faccio un'infrazione, già poi è multa. In ogni modo, Mirella, i politici fa schifo, perché quello che fa del buono adesso con sto Trump, questo e quello, lì che si ricorda anche a Trump. Bisogna aver paura del tempo, perché il tempo non si ferma, Mirella. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Grazie, andiamo a vedere sciopero trasporti a Venezia, poi commentiamo col presidente di Casa Artigiani, Franco Storer. Non è uno scherzo di carnevale da domenica sera a mezzanotte fino al tesoro di lunedì, dunque di fatto per l'intera giornata di lunedì a Venezia si fermeranno i trasporti, compresi i servizi di collegamento acqueo di motoscafi e vaporetti in centro storico. Lo sciopero è indetto dall'Unione Sindacati di Base a livello nazionale con la concomitanza del Carnevale 2025, il conseguente arrivo in massa di turisti, rischia però di rendere le cose a Venezia particolarmente complicate, non solo per gli ospiti ma anche per i residenti e lavoratori. L'ulteriore rinvio alla firma conferma i nostri dubbi e le nostre perplessità circa la reale presenza dei fondi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei autoferrotranvieri. Un rinnovo che sia capace anche di soddisfare quelle che sono le nostre richieste del miglioramento della qualità vita-lavoro. Lunedì saranno garantiti solo i servizi minimi e le fasce protette previsti per legge. Come sempre, Alberto Cancian ribadisce ancora una volta la crisi del settore e le motivazioni dello sciopero. Non soltanto per quanto riguarda la parte economica, turni sempre più pesanti, nastri lavorativi sempre più lunghi, da troppo tempo a questa parte ormai hanno fatto perdere l'appetibilità di questa professione. Inoltre USB sciopera anche per chiedere l'ampliamento alla discussione, portando la nostra piattaforma. Allora, Presidente Storer, quello che però molti non ricordano è che quando c'è uno sciopero si ferma una parte veramente di attività lavorativa, compresa l'artigiano, che è molto importante, perché noi vediamo quello che vediamo, perché dico sempre, dobbiamo vedere dietro le quinte poi cosa succede con uno sciopero, e d'altra parte è l'unica arma che ancora c'è per cercare di far capire che le cose non vanno, perché non ne hai altre. Qualcuno dice non si deve scioperare, sì, ma allora come faccio? Ecco, ascoltati, non siamo ascoltati, tavoli, io non so lei Presidente, io non vedo che portino a nessun risultato, stati generali, commissioni, ma alla fine dico, ci spiegate di cosa avete parlato e cosa avete deciso di fare, perché veramente qui la situazione non è che sia veramente così rosea come ha detto lei. Ci mancava anche il presidente Trump che mettesse la ciliegina sulla torta e così andiamo veramente bene, però qualcuno dice va tutto bene, non c'è problema, dobbiamo essere ottimisti. Lei cosa dice, Presidente Storer? Allora, io sono ottimista di natura, per cui voglio essere sempre ottimista. Per quanto riguarda i scioperi, è ovvio che l'unica arma che hanno in mano i dipendenti e mi sembra corretto che venga proposta. Mi spiace che sia nel periodo di Carnevale, che è il periodo diciamo di maggiore affluenza a Venezia e come diceva lei il mondo artigiano si muove spesso sui mezzi pubblici per lavoro. Anch'io spesso quando vado a Venezia utilizzo i mezzi pubblici. D'altronde però giustamente hanno ragione anche a protestare, perché
torniamo sempre sul discorso dell'alta tassazione che hanno i nostri dipendenti e il basso stipendio netto che alla fine hanno in tasca. E i turni, perché non si trova neanche personale, oltretutto, perché un altro tema molto dibattuto adesso è la mancanza di personale, ma se il lavoro è pagato poco o sottopagato, paghiamo più tasse che non quello che diamo ai nostri dipendenti. Io preferirei dare molti più soldi al mio dipendente che no spenderli a darli allo Stato, che poi alla fine non mi dà poco o nulla. Questo è il problema di fondo. Presidente, un'altra cosa importante che vorrei anche capire, lo dico anche a voi, ma noi abbiamo il parco macchine che cambiamo continuamente, adesso ci sarà l'elettrico, ma il parco vaporetti non si cambia mai, Presidente, perché potrebbero dar lavoro anche agli artigiani. Cioè, ma tutti questi soldi che arrivano, ci potrebbe essere un po' di trasparenza su quelli che vengono impiegati. Guardate che io sabato ero a Venezia. Ogni giorno, ripeto, a 365 giorni all'anno il mondo arriva a Venezia. Dove vanno a finire tutti questi soldi? Perché non possono dire che non entrano soldi nelle casse. Allora c'è qualcosa che non torna. E soprattutto quello che vedo, ripeto, sono andata a vedere questa libreria Acqua Alta, la coda così di giovani, da quando è stata sommersa e questi libri sono diventati dei libri preziosi adesso, è stata fatta una scala dove tu sali su questi libri, non so se riusciamo a farla vedere. Ecco, questa è la creatività di questo artigiano. Capite che dove arriva la nostra creatività? Invece di buttarli hanno fatto la storia del libro sommerso, del libro dell'Acqua Alta. Capite l'importanza dell'artigiano? Ma lo vogliamo, eccola qua, ma lo vogliamo capire? Questa è creatività e questi sono gli artigiani, sono loro o sbaglio? Presidente, non so se lei l'ha vista, penso di sì, perché è una cosa meravigliosa. Prego, Presidente. Non l'ho vista, ma adesso che mi hai fatto vedere andrò a vederla sicuramente. No, deve andarci, Presidente, deve andarci, certo. Perché veramente merita. Guardi, mi aggancio al signore che ha parlato prima, esaltando quello che è stato fatto a Venezia. E anch'io ogni volta che vado a Venezia dico, questi artigiani ancora adesso, perché a mettere le mani a Venezia o su certe chiese, chi ci sono? Ci sono dei grandi restauratori, ma che sono artigiani, donne, uomini artigiani che hanno una passione all'interno incredibile. Però c'è sempre questa difficoltà da parte degli enti, delle istituzioni a riconoscere questo grande merito degli artigiani. Io dico sempre che molti artigiani fanno delle lavorazioni, in Italia siamo conosciuti in tutto il mondo. Io parlo con persone che vengono da altre parti del mondo e mi dicono sempre che gli artigiani italiani sono i più rinomati, sono quelli che noi chiamiamo, ed è una cosa bellissima, assolutamente da mantenere. E voglio dire di più, in base a certi studi che abbiamo fatto, noi pensiamo che il mondo dell'artigianato sia il futuro, nonostante che qualcuno dica che andrà a scomparire. Io invece credo il contrario, anzi chi sarà artigiano nei prossimi anni acquisirà dei valori notevoli, assolutamente sarà richiestissimo e sarà fondamentale per aiutare e per dare un contributo maggiore a questa nazione. Questa è la mia idea. Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella. Buongiorno. E buongiorno anche a tutti gli artigiani. Io vorrei chiedere a un artigiano, ma ci sono ragazzini che vanno al lavoro a 14-15 anni? Perché non è più... Prego. Sfruttamento di minore, Antonio, sfruttamento di minore. Ecco Mirella, questo qui è il più grosso sbaglio che hanno fatto i nostri cari politici. Io mi ricordo che hanno messo una regola che tu devi andare a lavorare fino a 16-17 anni, perché c'erano tanti professori che non avevano più posto di lavoro, perché la gente logicamente, se io ho una famiglia di 4-5 figlioli e non vedo l'ora che questi bimbi vadano al lavoro, perché anche la famiglia, il costo della vita è caro, quelle cose lì. Per quale motivo adesso vedo ragazzi di 15, 16, 17,
18 anni, ancora sui pullman andare a scuola. Ma io a 19 anni era già 3-4 anni che lavoravo, ero già operaio specializzato e il mio insegnamento non me l'ha dato la scuola, me l'ha dato il mio datore di lavoro, mi ha fatto imparare dei mestieri che se andavo a scuola neanche sapevo che esistessero questi mestieri qua. E quello che voglio dire io è che la manodopera in Italia serve, perché in Italia non abbiamo il gas, il petrolio, l'elettricità, abbiamo solo manodopera. Ma se tu questa manodopera non la sfrutti e dici alla gente che devi andare a scuola, ma Mirella, io non sono contro la scuola, perché uno è libero, se vuole studiare studia, se vuole lavorare lavora. Ma per quale motivo? Che praticamente a 18-20 anni ancora i ragazzi girano con i pullman per andare a scuola. Io a 19 anni ero operaio specializzato, facevo ingranaggi di precisione e sono contento della mia vita che ho fatto, e non invidio certo chi ha studiato, però chi studia lo ammiro, perché chiaramente lo senti parlare, si esprime diversamente. Io, visto che non ho studiato, non sono buono di parlare, faccio fatica a dire quello che penso, perché ve lo dici anche molto bene, Antonio, grazie. Devo correre perché devo andare anche in pubblicità, però prima andiamo a vedere, purtroppo andiamo a Padova, Mortale al Bignasego e poi anche Mortale a Abano. Andiamo a vedere. La signora viene avanti e poi torna indietro e mi dice: ah, ho visto una macchina nel fosso. Come una macchina nel fosso? Sì, ho visto una macchina nel fosso. Io non vado avanti perché ho paura con quello che succede il giorno d'oggi. No, vengo io. Sono passati pochi minuti dalle 8 quando il signor Franco corre e scorge nell'auto finita nel fossato una donna. Esanime, la signora Lorenzina Vezzù, 79 anni, residente a Ponte San Nicolò, era all'interno della sua Honda Civic, con la quale nel cuore della notte, verso l'una, quando i cani di Franco avevano abbaiato, ha tentato inutilmente di fare retromarcia dopo aver percorso questa strada sterrata a Liondi al Bignasego, dove i veicoli non possono transitare. Mi sposto verso il lato e vedo che c'è la porta aperta, quella davanti della macchina, e guardo bene e ho visto la signora che era distesa dell'acqua così e aveva un braccio sotto la ruota. Subito è scattato l'allarme, il corpo dell'anziana senza vita è stato recuperato. Con ogni probabilità la signora si è persa. Ha imboccato questa strada di campagna e, non potendo proseguire per la presenza di questi paletti, ha inutilmente tentato di girare l'auto e tornare indietro. Finita nel fossato, le ruote impantanate, la signora ha provato a uscire dall'abitacolo e ha urlato alla ricerca di aiuto, avvolta dal buio di una notte gelata. Era sotto zero questa notte e penso, perché acqua non è tanta, però è bastata quella lì col freddo, e poi magari lei chiamava aiuto, non c'era nessuno e lì è rimasta poverina. Nel fossato restano 2 scarpe nere da donna. Viveva sola Lorenzina Vezzù a Ponte San Nicolò. Originaria di 2 Carrare, l'anziana aveva delle fragilità note agli uffici comunali ed era anche aiutata dai vicini. Cosa l'abbia spinta a uscire di casa nel cuore della notte e perché sia finita proprio qui cercheranno di stabilirlo le indagini condotte dai carabinieri di Abano Terme. Resta la grande tristezza per una tragedia terribile avvenuta in una buia notte di metà febbraio. Potrebbe aver avuto la cintura di sicurezza stradale slacciata. Mirel Mustea, il 20enne romeno, ennesima vittima della strada. Il segno degli pneumatici sull'asfalto segnano la traiettoria dell'auto verso il campo che costeggia la direttissima che collega Padova ad Abano. Mirel è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e il suo corpo, ormai esanime, è stato ritrovato ad alcuni metri di distanza da dove l'auto ha finito la sua corsa. L'incidente mortale è avvenuto all'alba di domenica. In auto con Mirel altri 5 giovanissimi rimasti feriti, nessuno però
però in pericolo di vita. Alla guida un 25enne moldavo che ora è indagato per omicidio stradale. Verrà anche sottoposto ad esami tossicologici per capire se stesse guidando sotto l'effetto di alcol o droghe. I rilievi della polizia locale di Padova per ricostruire la dinamica dello schianto. All'origine potrebbe esserci anche l'alta velocità o un colpo di sonno. Mirel Mustè era arrivato in Italia da qualche settimana, viveva a San Giorgio in Bosco da alcuni conoscenti e è arrivato per cercare lavoro come cartongessista. Sabato sera aveva trascorso la serata con gli amici in una discoteca di Via dei Colli a Padova. I genitori rimasti in Romania hanno appreso la terribile notizia. La salma dovrebbe presto ricevere il nulla osta per la restituzione alla famiglia. E adesso vediamo anche altre immagini, siccome non ci facciamo mancare niente, di questo tir in contromano in autostrada. Allora, Presidente Ciaramella, abbiamo visto 3 casi diversi, ma il problema è disattenzione. Io mi domando, questa signora, se qualcuno riusciva a capire che forse non era il caso che guidasse. Dopo quello che abbiamo sentito, io non so, ma veramente non riesco più a capire dove stiamo arrivando, ecco, di attenzionare queste persone che hanno dei problemi veramente mentali non da poco. Guardate, ci ha rimesso la vita, poveretta. Ecco, Ciaramella, ma anche qua la prevenzione come si può fare? Perché nella vita basti che trovi uno, non è che ne devi trovare 20 che veramente non si comporta bene e toglie la vita, e poi abbiamo sentito 3 gradi di giudizio e che tutto vada bene, 20 anni siamo ancora a parlarne. Prego. Allora, per quanto riguarda la signora, penso che le indagini accerteranno se è la segnaletica per non andare in quel viottolo scuro che c'era il divieto, se era posizionata al 100%. E questa è la prima fase, perché in effetti la signora, trovandosi in difficoltà dove ha trovato i paletti dopo, in effetti la signora si è trovata in condizioni di dover girare. Lo spazio era poco, a quel punto anche un guidatore bravo poteva avere questa difficoltà di andare nel canale. Poi tutto il resto l'ha raccontato la persona, dicendo che purtroppo non c'era visibilità, faceva freddo, era troppo lontano dalla casa, e queste sono delle cose che in effetti si vorranno analizzare. Per quanto riguarda il ragazzo che abbiamo visto, che si sospetta che non avesse la cintura, questo è grave, perché è una concausa di quello che è successo al ragazzo. Se il ragazzo è trasportato, e la legge dice che ha 100% ragione sul fatto che se si accerta che non ha le cinture, vuol dire che ha un danno in effetti del 30% di colpa sull'omicidio stradale che sta succedendo, perché in effetti la cintura è obbligatoria sia davanti che di dietro, e questa è una battaglia di sensibilizzazione che noi diremo sempre alle istituzioni, che purtroppo ci vogliono i controlli, non repressione ma informazione, perché la repressione serve solo a fare cassa. Quando mettono le telecamere e fanno qualcosa e dicono tu non c'hai il collaudo, tu superi la velocità, ma quelle sono cose che vanno a fare cassa, perché prendono la foto, mandano alla persona, e la persona dopo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi o 20 giorni avrà la notifica e sa che ha sbagliato. Ma nel mentre, se lui sbaglia di nuovo, può causare qualcosa, un incidente stradale, e muore. Perciò è giusto che si faccia questo tipo di interventi, ma si faccia più corpo a corpo, con il contatto diretto, che in effetti si informa anche le persone di quello che stanno facendo in quel momento. E purtroppo meglio una sanzione che una patente ritirata che andare all'obitorio. È questo che noi diciamo sempre, che devono andare poi dopo le famiglie in obitorio per la tragedia. Ecco, abbiamo ascoltato, mo gli devono dare il nulla osta, il ragazzo deve andare al suo paese. Era un ragazzo che era venuto qua per lavorare, e noi capiamo bene, perché io ho perso un figlio, unico figlio, 19 anni, abbiamo distrutto una famiglia e ci siamo distrutti anche una vita di un ragazzo che poteva vivere sempre. Il problema oggi è che se fermano in questa circostanza troveranno sempre dei ragazzi o delle persone ubriache, drogate, perché purtroppo adesso si è dato troppo
pessimismo a dire vabbè, tira a campà, è il fatto che siamo arrivati a 12 morti al giorno. Ma adesso per reprimere questa cosa ci vuole una buona campagna di sensibilizzazione. Ormai il codice della strada è stato fatto, ma io lo dico sempre, se non ci sono gli operatori, le forze dell'ordine a vigilare, non serve l'autovelox, non serve la foto che poi dicono che tu non c'hai il collaudo della macchina, non serve la foto che il telefonino, ma serve che in effetti ci sono dei controlli, perché queste cose qua sono alla vista degli occhi di tutti quanti, gli operatori, noi familiari delle vittime, vediamo che in effetti paesi interi non rispettano il codice della strada e nessuno fa niente. Poi in effetti viene quella magica foto e porta il verbale a casa, ma quello è per fare cassa. Noi invece vogliamo qualcosa per diminuire i morti sulle strade. Visto che abbiamo la tecnologia e la ricerca che hanno fatto passi da gigante, però bisogna anche obbligare a mettere questi strumenti. So che c'è Maurizio da Conselve. Maurizio, aspetta perché devo assolutamente andare in pubblicità. Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, dopo quello che ho visto del filmato, io mi pongo delle domande, però non so darmi nessuna risposta, avrei piacere se qualcuno me le può dare. Allora, innanzitutto il camionista che ha preso contromano l'autostrada, ma allora che cosa stava guardando il camionista? Non aveva gli occhi sulla strada per entrare giustamente all'entrata, per entrare in autostrada? Cosa stava guardando? Cellulare? Stava leggendo il giornale? Non lo so. Punto di domanda. Qua mi risponderete. Poi per quanto riguarda i ragazzi, mi dispiace per quel ragazzo che ha cercato che doveva iniziare a lavorare, però dobbiamo anche capire una cosa, non è che ci nascondiamo dietro un dito, Mirella. Quante volte, quanti incidenti succedono per l'alta velocità? Secondo me è l'alta velocità. Può darsi che ci sia anche un colpo di sonno all'autista, vabbè, però allora secondo me tra le due l'una, secondo me può essere l'alta velocità, non ha controllato la macchina e sono andati fuori strada. Poi per quanto riguarda la signora, qui Mirella c'è da dire molte cose. Se la signora non era in grado, perché può darsi che abbia perso anche un po' la tramontana, come si suol dire, si è vista imbottigliata in una strada e dalla paura gli è venuto l'infarto. Adesso io non lo so che cosa sia successo, però è anche vero, Mirella, che se una signora ha delle patologie non gli possono dare la patente, ok? Adesso non lo so, mi saprete dare delle risposte voi. Ecco, allora io con questo concludo, vi auguro un buon fine settimana a tutti e attendo vostre risposte. Grazie e buona giornata. Grazie, ti risponderemo dopo Maurizio, perché adesso andiamo a vedere ancora cosa succede agli artigiani, andiamo a sentire e a vedere. Nell'arco dei prossimi 12 mesi si prevede un bisogno occupazionale di circa 250 unità, che per un settore nel solo centro storico di Venezia sono numeri importanti. Dall'altra parte però quello che emerge dalla ricerca è che il settore corre un grosso rischio, il grosso rischio è quello di non trovare una parte consistente di quelle risorse di cui invece ha bisogno per continuare ad esistere e a crescere. La buona notizia è che l'artigianato artistico veneziano gode di buona salute. Quella meno bella è che si fatica a trovare giovani interessati a questo mestiere. Un progetto della CNA Metropolitana di Venezia, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari, ha condotto un'indagine per mettere a fuoco la situazione. Ma è un comparto che gradualmente sta andando a perdere tutta una serie di maestranze, di mestieri tradizionali unici nel loro genere. Quindi è un comparto che esprime ancora un forte bisogno, una forte domanda di manodopera specializzata, ma che non sempre riesce a trovare questa
questa manodopera all'interno del sistema scolastico, in particolare il sistema scolastico regionale. Risulta indispensabile costruire dei progetti di sistema per strutturare invece un dialogo continuativo e organizzato tra questi due mondi e quindi favorire i processi di transizione scuola-lavoro. Dall'altra parte c'è un problema di tipo culturale, per cui ancora oggi noi continuiamo a raccontare il mondo dell'artigianato secondo vecchi stereotipi che non lo rappresentano più completamente e che lo rendono però poco interessante per i giovani e per il futuro occupazionale dei giovani. Eppure l'artigianato artistico tradizionale continua a rappresentare uno dei pochissimi settori di varietà di un mercato del lavoro che a Venezia oramai tende ad essere quasi completamente appiattito sul turismo. Il nostro artigianato è un artigianato delicato, di altissimo valore, ma che necessita di un continuo intervento e un continuo studio per ragionare i dati, per capire il fenomeno che è molto complesso, come sta andando, quali sono le tendenze e i trend. Allora, Presidente Storer, quello che io vorrei capire, perché ho preso Venezia come riferimento? Perché la vedi il mondo dell'artigianato. Io penso che meglio di là non si riesca a capire l'importanza di queste figure che abbiamo la fortuna di avere. Io l'ho girata in lungo e in largo, non ho visto una scuola all'interno di queste meraviglie che abbiamo. Una, dico una. Ma è mai possibile che non si riesca a capire che forse intrigando i ragazzi, facendogli toccare con mano quello che è proprio il mondo dell'artigianato, non riusciremo poi a fare formazione a questi ragazzi, che la possono scegliere? C'è il mondo? Cioè, cosa vuoi fare? Le gondole, le maschere, i tessuti, il vetro, il ferro? Cioè, non riesco a capire chi è che non ascolta, perché non è che a scuola si possa sempre fare tutto. Io non dico che la didattica non serve, Presidente, ma oltre alla didattica vogliamo fare un passo in avanti, ma ce lo chiedono i ragazzi, lo dicono le start-up. Prego, Presidente Storer. Allora, è vero che vengono coinvolti poco i ragazzi, è quello che dicevamo anche prima. Le faccio un esempio: noi come Casa Artigiani abbiamo seguito qua a Dosson, in occasione della Fiera del Radicchio, è stato fatto insieme col comune di Dosson-Casier, è stato fatto un'iniziativa in cui abbiamo fatto incontrare alcuni artigiani all'interno degli stand del Radicchio per fargli mostrare un po' come si opera, come funziona il mondo dell'artigianato. E ho partecipato anch'io. Devo dire che i ragazzi delle medie che sono intervenuti sono stati molto interessati. Pensavo di non vedere un interessamento, invece c'è stato da parte loro un interessamento anche nel capire. Inoltre gli abbiamo fatto anche mettere le mani su questi articoli. Abbiamo visto che non gli dispiacerebbe per niente toccare e provare effettivamente, perché la manualità è una cosa che abbiamo perso, specialmente nelle medie. Una volta esisteva applicazioni tecniche, mi ricordavo quando andavo a scuola io alle medie, ed era un modo per capire se il ragazzo aveva manualità o meno, se aveva fantasia, se aveva la possibilità. Oltretutto dico un'altra cosa, io dico sempre ai genitori: i vostri ragazzi nel periodo estivo, invece che stiano a casa, che sicuramente avranno anche giustamente necessità di riposare, ma perché non avviarli in qualche un periodo di lavoro presso qualche attività? Perché anche questo è un modo per capire qual è il mondo e per far capire al ragazzo cosa vuol dire manualità, praticità. Sarebbe interessantissimo portare dei ragazzi anche nel periodo estivo a lavorare. Presidente, ma non è il caso che la politica faccia un passo a lato, dico io, in attesa di capire e di fare un tavolo con voi e il mondo del sindacato? Perché dopo, io quasi sempre ho anche i sindacati, e i quali hanno spiegato che c'è un mondo di sindacato, non sono solo le sigle che noi vediamo e che sembra che facciano tutto loro, c'è un mondo sommerso che nessuno spiega, ecco, che firma contratti a 4 euro, 5 euro. Allora io direi, Presidente, non è il caso che fate voi un tavolo per vedere se riusciamo a inserire quello che si faceva una volta, cercare di far capire che non è sfruttamento, ma cerco di capire l'indirizzo di questo ragazzo, dove è più orientato, cosa vuole fare. Io le porto l'esempio di quel ricercatore, pensi, Presidente, che ho avuto di 22 anni, che ha scoperto la stella variabile.
Allora, cosa è successo? Lui ha detto una cosa importantissima. Mirella, io quella stella variabile che ho scoperto non l'avrei mai scoperta a scuola e in internet. Quando sono entrato invece in questo mondo meraviglioso che è l'osservatorio, ecco, astronomico che abbiamo la fortuna di avere, io da là mi sono sentito veramente coinvolto, ho capito cosa volevo fare. Se io non fossi mai entrato all'osservatorio astronomico, io la stella variabile non l'avrei mai scoperta, perché non mi avrebbe intrigato, interessato scoprirla tramite internet, non lo pensavo neppure. Capisce che ce lo dicono loro cosa dobbiamo fare, Presidente? Capisce che forse, ecco, dobbiamo fare un tavolo a parte e poi chiamiamo la politica e diciamo: guardi, abbiamo firmato questo, siete d'accordo a fare questo? Cosa ne pensa? No, perché non si va avanti, Presidente? Perché i sindacati mi danno ragione, i ragazzi mi danno ragione, io sarei anche stanca di aver ragione, vorrei magari invece di parlare di agire. Prego, Presidente. Allora, noi a livello regionale abbiamo diversi tavoli anche con i sindacati e dialogo ce n'è. Ovviamente ci vorrebbe un tavolo che avesse tutti gli attori coinvolti, per cui anche la politica. Però ad esempio con la Regione Veneto abbiamo anche un buon rapporto. Però poi alla fine mi sembra che tutto si incagli e si scontri con delle norme burocratiche che non riescono a incastrarsi con quello che è la volontà, diciamo, o le proposte che noi proponiamo. Molto spesso non riusciamo a, come dice lei, a mettersi insieme e proporre una cosa, a volte per i finanziamenti, a volte forse proprio perché la burocrazia italiana e la legislazione italiana non permette alcune Presidente, cose. però il Ponte Morandi insegna che se la politica vuole supera la burocrazia. Allora vuol dire che questa cosa non ti interessa, perché se ti interessasse, come è successo per il Ponte Morandi, ne hanno superato di burocrazia, Presidente, per fare quel ponte. Allora vuol dire che c'è qualcosa, ma bisogna dirglielo allora. Spiegami dov'è il paletto. Allora cerchiamo di togliere quel paletto, perché loro sono là per fare anche questo, o sbaglio, Presidente? Se da voi non respirerete mica più, se continuiamo così. Prego. Sono d'accordo con lei, a volte ci sono dei paletti che basterebbe avere la volontà di togliere. Purtroppo abbiamo sempre anche un altro problema, che quello che fa la Regione spesso non coincide con quello che c'è a livello nazionale. Mi spiego. Il discorso dell'autonomia regionale sarebbe importante proprio per attivare alcune politiche a livello locale, perché molto spesso a livello locale riusciamo a muoverci meglio che non a livello nazionale. A livello nazionale siamo degli elefanti, diciamo, no? È difficile intervenire. Mentre a livello locale, se fossimo in buona autonomia, potremmo fare tantissime cose anche perché noi veneti siamo molto pratici a volte e siamo anche molto propositivi. Basti vedere cosa succede nelle regioni confinanti, dove sono a statuto autonomo, che possono fare delle iniziative e delle programmazioni nettamente diverse da quello che noi possiamo fare, insomma. Come ci saluta, Presidente? Che messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti? Prego. Sicuramente un messaggio di ottimismo. Mi permetta di essere ottimista. Ci mancherebbe altro. Voglio che gli artigiani siano un punto, una rampa di lancio per il futuro dei nostri giovani. Questo sarà l'obiettivo che Casa Artigiani, noi come associazione ci prefissiamo. Oltretutto una delle cose che io dove lotterò sempre è che i ragazzi capiscano anche il valore dell'associazionismo e quello di essere associati e di fare gruppo per uno scopo unico e per un obiettivo comune. Grazie veramente al Presidente Franco Storer, Presidente Casa Artigiani, di essere stato con noi. Grazie. Adesso andiamo a vedere, prima di dare la parola al Presidente Ciaramella, andiamo a Treviso, Pirata Ciclista Villorba. Andiamo a vedere.
Agli agenti della polizia locale Postumia Romana che l'hanno raggiunta ha spiegato di non essersi accorta di aver urtato un ciclista facendolo cadere a terra. Per la donna, 40 anni, è scattata una denuncia per omissione di soccorso. Tutto accade la mattina di martedì intorno alle 7:45 quando un uomo, anche lui di 40 anni, in sella alla sua bicicletta, sta percorrendo via Rosselli nella zona industriale di Villorba per raggiungere il posto di lavoro. All'improvviso il ciclista viene accidentalmente urtato da un'auto e cade a terra. Soccorso dai sanitari del SUEM, viene trasportato in pronto soccorso, per lui diverse contusioni, fortunatamente non gravi. La vettura, dopo lo scontro, anziché fermarsi, prosegue la sua corsa. Sul posto arrivano gli agenti della locale che iniziano le indagini che in poche ore permettono di risalire all'auto coinvolta nell'incidente e alla donna che sarebbe stata al volante e che ha dichiarato di non essersi resa conto dell'accaduto, mettendosi a piena disposizione dei vigili. Nei suoi confronti è scattata la denuncia, mentre la vettura è stata posta sotto sequestro. Un plauso va alla polizia locale perché appunto è arrivata sul posto in primis per soccorrere il malcapitato e subito dopo ha inviato l'indagine per trovare il responsabile di questo incidente. In poche ore, grazie anche alla nostra videosorveglianza presente nel territorio, è stato possibile raggiungere il veicolo che ha provocato questo incidente. E il comune di Villorba sta investendo ulteriormente sui sistemi elettronici in città. Abbiamo già finanziato altre risorse per altre 10 telecamere, di cui 7 saranno dei lettori targhe. Non ce l'ha fatta Lea Stevanovic, la bimba di 10 anni che era stata investita domenica pomeriggio col papà e il fratello da un SUV impazzito sul marciapiedi del viale principale di Creazzo. La piccola, subito portata in rianimazione all'ospedale San Bortolo, ha lottato per 3 lunghissimi giorni di agonia contro la morte, ma i danni riportati a seguito del trauma cranico non le hanno dato scampo. Era una bambina solare, gioiosa, quindi conosciuta in tutta la comunità, in parrocchia, a scuola. Da mamma posso solo immaginare questo dolore, da sindaco dico che queste cose non dovrebbero succedere, ma nel momento in cui succedono noi vogliamo essere vicini alla famiglia, dare supporto. Tanti mi hanno chiamato chiedendo che cosa è possibile fare, la scuola stessa. In questo momento stiamo valutando anche cosa faremo, di sicuro indiremo il lutto cittadino. Per lei in tanti si sono radunati in chiesa a pregare insieme. Ogni sera alle 9 ci siamo trovati qui domenica, lunedì e ieri. La famiglia, pur essendo serba ortodossa, ha comunque scelto questo luogo, questo rifugio, diciamo, credo della fede e della propria provenienza culturale. Ecco, questo che penso che sia importante, che tutti quanti hanno comunque voluto dare il segno, ecco, di una presenza, di una vicinanza e anche dell'affidamento, ecco, a qualcosa di più grande che insomma tutti ci abbraccia. Ecco. Per l'autista ubriaco, ben oltre il limite di legge, immediatamente indagato dalla Procura di Vicenza, il capo di imputazione è diventato ora di omicidio stradale. La dice lunga sulla sicurezza, no? Su quello che è appena stato il progetto il cambiamento della legge, dove comunque prevede un tasso alcolico ben più basso. Ora non sta a me giudicare o dire, però certo è che ci vuole un po' più di consapevolezza di chi si mette al volante e che si renda conto se è in grado di guidare oppure no. Abbiamo Gemma da Albignasego. Ciao Gemma. Pronto? Gemma? Gemma? Non la sento. Pronto? No, no. Eccola qua. Gemma? Ciao, sì, ciao tesoro. Sì, pronto? Sì, ti sento bene Gemma, prego. Sì, sì. Parla pure, non ascoltare la televisione, parla. Ah, ecco, brava. Allora Mirella. Sì. Mirella, senti, allora mio marito che ha fatto... Non ascoltare la televisione, parla solo al telefono. Aspetta che sbasto allora anche. Allora, il mio marito è caduto. Sì. Sì,
mio marito è caduto lunedì, mi sembra che sia stato. Ecco, e si è rotto la testa, aveva sangue, ho chiamato il 118, l'hanno portato via, a me neanche le parole adesso. E adesso, tutto sommato, all'ospedale adesso non fa niente, hanno finito quelli dell'ospedale a fare le cure. E hanno detto che me lo mandano a casa. E mio marito non cammina. Mio marito non parla quasi, non capisce niente, non mi conosce neanche. E tu non sai cosa fare? Cosa penso di fare? Che io non ho posto. Io ho capito, Gemma, ti richiamo perché ho già capito il tuo problema, ti darò delle indicazioni. Ti richiamo nel tardo pomeriggio domani, Gemma, e ti spiego come devi fare. No, perché veramente non è possibile sta storia qua, proprio non è possibile. Allora, Ciaramello, e rispondiamo anche, ciao Gemma cara, rispondiamo anche a Maurizio da Conserve dopo aver visto anche ulteriori incidenti e soprattutto questa legge che non dà giustizia ai familiari che perdono queste creature. Prego. Allora, prima di tutto voglio fare la mia vicinanza e di tutte le associazioni che rappresento alla ragazza, alla bimba di 10 anni che purtroppo non c'è più. Abbiamo sentito bene che dovrebbe essere alta velocità e ubriaco. In effetti aveva ragione il sindaco di quel paese di fare il lutto cittadino, di stare vicino alla famiglia e di dire che in effetti un appello ai cittadini che purtroppo non sono in grado di guidare, di non fare queste tragedie, ma di stare attenti, perché è giusto prevenire, però l'attimo delle forze dell'ordine. Veloce Presidente perché devo chiudere, prego. Sì. Poi per quanto riguarda le altre cose che dovevo rispondere, il problema è questo: l'autista ha fatto quasi 1 chilometro, perciò pensiamo bene che dovrebbe essere una grande distrazione di questa persona. Poi per quanto riguarda il ragazzo, noi siamo vicini alla famiglia, ma immaginiamo 5 ragazzi in una macchina, qualcuno senza cintura, se è vero, e immaginiamo l'allegria che c'è in questa macchina che poi va a finire in tragedia. Ecco perché l'alta velocità potrebbe essere una concausa, ma questo è del tutto da accertare. Poi per il resto la signora giustamente aveva un'età di 75 anni, ha rinnovato la patente, ha fatto tutto quello che doveva fare, ha fatto delle visite. Il problema adesso è capire come è entrato a finire in quel viottolo, perché ci potevo anche capitare io là dentro, a mezzanotte, pur essendo un bravo autista, in effetti mi potevo impressionare di quella strada e potevo aver commesso anch'io qualcosa, perciò non puntiamo il dito, ma sono state fatte tutte le preoccupazioni per non fare sì che questa signora entrasse in questo Devo chiudere, Presidente, la ringrazio anche per quello che ha cercato di spiegare, ma soprattutto anche noi dobbiamo mettere la goccia sull'oceano ed essere prudenti quando usciamo di casa e ci mettiamo alla guida della macchina, perché anche se con questo codice della strada io non vedo miglioramenti, vedo telefonini, vedo di tutto, più segnaletica, chi se ne frega. Ecco, Freccia non ne parliamo, la Freccia ce l'hanno gli indiani ed è una cosa vergognosa, perché poi capita, ecco, non si può dire non mi sono accorta. Come fai a non accorgerti se investi in una persona? Ma come fai a non accorgerti? È una cosa incredibile. Grazie Presidente, grazie, a presto. Grazie a lei. Pubblicità.
E siccome vogliamo essere ottimisti, come ha detto Franco Storè, presidente Casa Artigiani, noi abbiamo aperto con questo bellissimo video che ci fa rilassare, divertire. Fra poco arriverà l'estate, spiagge. Ne parleremo con Marco Sarto, proprio sindaco di Caorle, che l'avete vista. Grazie sindaco di essere qui. Grazie. Buongiorno, e saluto anche Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave. Grazie anche al sindaco Teso. Voi sapete che alla Mirella piace tanto avere i sindaci, perché sono quelli che sono nel territorio, sono quelli dove i cittadini si rivolgono direttamente, che si fermano per strada, che hanno gli uffici aperti e cercano con questa coperta cortissima che hanno di dare molte risposte. Allora inizierei proprio da lei, sindaco Sarto. Intanto conosciamo questo sindaco. Di che area è il sindaco Marco Sarto? Ma io sono sindaco di una lista civica e per me è ormai la quarta esperienza da sindaco e credo che terminerò la mia carriera politica con la fine di questo mandato, perché io ho fatto il vice sindaco dal 97 al 2002, poi il sindaco dal 2002 al 2012 e poi sono ricascato purtroppo in questa esperienza. Dico purtroppo perché le cose dall'epoca, da allora insomma sono cambiate molto e sicuramente non in meglio, per cui effettivamente, come è stato detto tante volte, i sindaci sono un vero e proprio presidio sul territorio e devono rispondere a tutte le esigenze, anzi a qualsiasi esigenza. Sindaco Sarto, cos'è che la disturba di più? Lei ha detto ho un percorso molto lungo da sindaco, da vice sindaco, ecco, cos'è che veramente vede che invece di migliorare è peggiorato? Perché burocrazia, ma anche i soldi, voi avete una patata bollente, lo dico tutte le mattine, e vi hanno lasciato una coperta che non è ristretta di più. Prego. Diciamo questo, che indubbiamente i trasferimenti, insomma, questo grido di dolore l'ha annunciato il nostro presidente regionale dell'ANCI, il sindaco di Treviso Mario Conte, rispetto ai tagli che sono stati imposti ai comuni, di fronte al fatto che è evidente che le bollette, no? si parla tanto di caro bollette in questi giorni, le bollette aumentano evidentemente anche per i comuni, per cui dobbiamo far fronte ad un aumento delle spese, ad una serie di difficoltà che vivono i nostri cittadini e che ci chiedono aiuto a fronte di un corrispondente trasferimento da parte dello Stato che non equivale in termini di aumento, anzi di tagli, perché noi dobbiamo subire dei tagli, per cui far fronte a tutti questi servizi con un impoverimento generalizzato della nostra cittadinanza ci mette in seria difficoltà. Ecco, garantire i servizi essenziali, per cui da una parte ci dobbiamo concentrare nei confronti dei ceti più deboli e dall'altra però non sempre abbiamo le risorse sufficienti. E l'altro tema è quello della burocrazia. La burocrazia, a volte ci mettiamo del nostro, però sta uccidendo anche le piccole realtà come le nostre, che poi, ecco, Caorle è una piccola realtà perché siamo 12.000, però è altrettanto vero che è una città che esplode nel periodo estivo e diventa di 100.000 abitanti. E dobbiamo far fronte con le risorse anche sotto il profilo dell'ordine pubblico di una piccola città rispetto al fatto che invece abbiamo una città che è esplosa e che ha bisogno di servizi importanti, per cui non sempre riusciamo, ci sforziamo e questo evidentemente, io se penso all'esperienza di alcuni colleghi che dopo un primo mandato di questi anni hanno rinunciato a continuare la loro esperienza proprio perché si trovavano in questa difficoltà. Sindaco Sarto, io quasi sempre, tutte le mattine ho sindaci e molti sono orientati verso la fusione, l'unione, perché piccolo è bello ma non ce la fanno più. Lei da che parte sta? Ma io sono ancora dell'idea che piccolo è ancora bello perché alcune peculiarità vanno mantenute. Se io penso all'offerta della città di Caorle, no? L'offerta turistica della città di Caorle è una città che ha un'identità, è l'unico borgo storico di mare del Veneto sul 1206, perché di solito sono di lago, di montagna, però sul mare. E se penso all'esperienza del credito cooperativo, no? Se penso all'esperienza di alcune associazioni di impresa, io credo che il piccolo sia ancora bello, per cui vadano preservate alcune identità anche dei piccoli comuni. È evidente che alcuni servizi si possono fare in associazione, però io credo che il piccolo sia ancora bello e sia ancora funzionante. Se penso a quello che è successo con le ASL, se penso a quello che è successo con alcuni servizi, penso a quello dell'acqua, penso a quello dei rifiuti. Non sempre
nel grande, perché diventano poi il centro di poteri diventa lontano, diventa distante. Se noi parliamo tanto di federalismo, parliamo di devolvere alcune competenze. Certo, qualcuno potrebbe dire, vuol dire maggiori servizi sparsi in tutto il territorio, ma vuol dire anche maggiori risposte date ai cittadini. Per cui nell'ottica della razionalizzazione, che è quella di far confluire una serie di servizi in un unico centro di potere, allontana però anche questo dalle reali esigenze dei cittadini. Sentiamo adesso da che parte sta Alberto Tejo, sindaco di San Donà di Piave. Grazie anche a lei, sindaco, di essere qui questa mattina, prego. San Donà è a pochi chilometri dalle spiagge, da Caorle, da Jesolo, da Cavallino, però la realtà è completamente diversa. Viviamo delle situazioni per alcuni versi contrapposte. Oggi leggiamo da tempo sui quotidiani che c'è un allarme occupazione sul litorale perché non trovano lavoratori, e noi qui abbiamo aziende in crisi, cassa integrazione e il rischio opposto di restare senza lavoro. La difficoltà è riuscire a mettere in contatto queste due realtà e cercare di dare un lavoro a chi non ce l'ha. Il lavoro è la prima necessità, è la struttura su cui si fonda la nostra società, e la perdita del lavoro diventa un dramma non recuperabile. Non possiamo permetterci di lasciare il nostro tessuto produttivo in balia degli eventi. Purtroppo la manifattura sta soffrendo tantissimo. Io ho tante aziende che operavano nel settore dell'automotive, con la crisi tedesca abbiamo una difficoltà costante e rischiamo di perdere decine e decine, se non centinaia, di posti di lavoro. La ringrazio di averlo detto, sindaco Tejo, perché questa è la preoccupazione. Il problema è che non riusciamo ancora a capire chi deve fare formazione, con chi, dove e quando. Questo è un problema molto grande. Sentivo anche prima il presidente Storè, dove lui anche spiega che i ragazzi avrebbero anche voglia di imparare, dovrebbero toccare con mano, dovremmo intrigarli molto di più. Anche voi avete un ruolo molto importante per far capire l'importanza, perché a voi si rivolgono, non c'è niente da fare. Le province non sappiamo neanche che fine faranno, perché al momento non si sa niente. La regione sono tutti in campagna elettorale, perché questa è la verità. Roma non ne parliamo, c'è un'altra area. E le persone cosa fanno? Qui si apre la stagione, come dice lei, estiva, e questa manodopera dove andiamo a trovarla? E prima soprattutto si parlava anche di stipendi bassi, non sono realtà che pagano. Una volta, anche se tu andavi a lavorare, ecco, nelle zone turistiche, avevi il vitto e alloggio completamente gratuito, perciò lo stipendio era pulito. Adesso è cambiato tutto, questi ragazzi non ce la fanno. E guardate che, ripeto, io sono stata a Venezia venerdì, io ho visto solo giovani che lavorano, no? Che se qualcuno vuole smentirmi, per cortesia, siccome dicono che sono tutti sul divano a non far niente, io ho visto solo giovani di tante nazionalità, ma tutti giovani. Allora andiamo proprio dal sindaco di Caorle. Sindaco, bisognerà pure inventarsi qualcosa, perché a questo punto aprite voi un ufficio per l'impiego e vediamo come funziona, perché l'interinale non funziona. Io ho persone che dicono che hanno scritto, trascritto e non riescono ad avere risposta. A questo punto aprite voi un ufficio per l'impiego, magari col mondo del volontariato, perché non riusciamo a capire dove c'è la domanda e dove c'è l'offerta. Prego, sindaco. Guardi, noi il 24, proprio a tal proposito, il 24 o il 26, non mi ricordo, forse il 26 di questo lunedì, mi sembra sia il 26, abbiamo presso le cantine di Cacorniani, proprio a Caorle, la consulta dei giovani, perché a Caorle abbiamo una consulta di giovani che funziona molto bene. La consulta ha lo scopo di avvicinare proprio il mondo di giovani alla politica e ai problemi della propria città, organizzato assieme alla città di Caorle, voglio dire, una giornata di studio per mettere in rete da una parte gli imprenditori e dall'altra i giovani che cercano lavoro e gli imprenditori che cercano evidentemente lavoratori, per cui ci sarà una giornata di formazione e di studio proprio presso le cantine di Cacorniani assieme all'ordine provinciale dei consulenti del lavoro,
dove mettere in rete Guarda che non lo sapevo, glielo giuro sindaco, non lo sapevo di questa cosa. No, ma in effetti è un'iniziativa che mi auguro possa nel tempo trovare effettivamente si possa ripetersi nel tempo, possa diventare un appuntamento ad inizio della stagione, perché per noi la stagione è cominciata con la fiera dell'Alto Adriatico che si è tenuta a fine gennaio, è l'unica fiera, voglio dire, in cui gli operatori dell'Alto Adriatico appunto possono vedere le novità nel mondo dell'oreca, della ristorazione e dell'accoglienza. Ecco, per noi la stagione parte con quell'appuntamento e nell'approssimarsi della stagione proprio della vera e propria occupazione è stato dato il primo evento gratuito dove ci sono 180 iscritti e non solo di Caorle ma di tutto il litorale, e per mettere proprio in contatto e per dare una risposta, perché questa risposta in questo momento da parte degli enti pubblici non c'è. Abbiamo un collocamento obsoleto, lo dico io che per professione svolgo la professione di consulente del lavoro oltre che a fare il sindaco, e dove questa difficoltà è evidentemente riscontrata. L'altro problema, come ha citato lei, è quello dell'alloggio. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni per dare l'opportunità a chi viene a fare la stagione, perché capiamo che la stagione al massimo dà un'occupazione di 6 mesi, l'agevolazione di avere un alloggio, perché diversamente questo tipo di offerta di lavoro, tenendo conto degli affitti che ci sono nelle località turistiche, non è appetibile. Per cui a proposito questo appuntamento, per cui invito insomma a dare attenzione ad un'iniziativa del genere che sarà ripetuta negli anni e che potrà diventare un appuntamento fisso proprio per l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. Questa si chiama lungimiranza, avete capito? Si chiama labora nel vero senso della parola. Sentiamo cosa ne pensa anche il sindaco Teso. Ecco, una iniziativa importante. Sindaco, lei è anche avvocato, dobbiamo riuscire anche a capire di fare squadra, di metterci assieme, ecco, di aiutare, perché veramente se no non ne andiamo fuori. Qui si parla, ma le persone hanno bisogno di vedere che la politica agisca, ed è una cosa molto importante, soprattutto i giovani. Prego, sindaco Teso. A differenza di Marco, io sono sindaco da 1 anno e mezzo, quindi non ho esperienze precedenti, però una delle cose più belle che sono riuscito spero a realizzare in questo periodo è l'apertura del tecnico superiore, i ragazzi che ottengono la maturità. L'IPS è una scuola specialistica che ha dei settori predeterminati. Noi abbiamo ottenuto un accordo con la Fondazione Volpato di Padova, apriremo a settembre un corso biennale post diploma in Information Technology, tutto quello che ha a che fare con il computer, il cybercrime. Daremo una formazione specialistica, parte in aula e parte direttamente in azienda. Ho 16 aziende con missioni a coinvolgere questi 25 ragazzi per anno, e questo darà una formazione di alta qualità ai neodiplomati che consentirà loro di trovare subito lavoro, perché vengono al 98% trovano lavoro già durante i corsi, le esperienze che ci sono in Italia per questi istituti. E senza allontanarsi da casa, perché noi vogliamo tenerli qui, vogliamo dare loro la possibilità di lavorare qui da noi. L'altro fronte importante è quella della manodopera di non grande specializzazione, la manodopera più semplice, che spesso oggi è ricoperta anche da lavoratori immigrati stranieri. Sanonà ha 42.000 abitanti, abbiamo un 11% di stranieri che a volte fanno fatica ad integrarsi. Io ho un sindaco di destra, sono liberale, però ho spesso sollecitazioni per situazioni delicate, mamme velate, ragazzine che vanno a scuola, iniziano a mettere il velo, donne che non parlano una parola di italiano. E mi sto impegnando veramente molto per cercare una terza via per affrontare questo tema. Secondo me è sbagliato sia dire non ci integreremo mai, rimaniamoli a casa loro, e sia dire apriamo la porta a tutti, c'è spazio per tutti. Non è vera nessuna delle due cose, queste due linee creeranno solamente altri problemi. Io credo che bisogna arrivare in Italia legalmente, chi c'è però deve impegnarsi, lavorare, imparare l'italiano, rispettare le nostre leggi,
e dobbiamo lavorare molto per consentire soprattutto alle donne di capire che qui da noi ci sono dei diritti fondamentali, che l'uomo e la donna hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, come si legge quando si celebra un matrimonio, e purtroppo molte culture questo concetto ancora non ce l'hanno. Io sto lavorando da tempo, da quando sono arrivato praticamente, per cercare di aprire una lista di queste hanno. È più difficile, magari con la comunità bengalese e pakistana, che è la più chiusa. Sono genitori di italiani che giocano a calcio, di ragazzini stranieri che giocano a calcio con gli italiani, con i nostri figli, e saranno probabilmente molti di loro italiani un domani. Dobbiamo dare loro gli strumenti, non solo nell'interesse loro, ma anche nell'interesse nostro, di inserirsi in questa società, perché sono lavoratori, uniscono alla e dobbiamo fare lo sforzo, ripeto, anche nell'interesse nostro di integrarli nella comunità, imparare la nostra Costituzione, imparare che tutti siamo uguali davanti alla legge, che tutti hanno gli stessi diritti e che per mantenersi bisogna lavorare. È uno sforzo che entrambi dobbiamo fare, i giovani e stranieri, lavoratori stranieri sul mondo dell'occupazione. Sono le due sfide che qui nell'entroterra ci occuperanno ancora per molto tempo. Vede Sindaco, lei è anche avvocato, il problema è il permesso di soggiorno. Siccome io vado a vedere questi ragazzi, queste persone, loro la prima cosa quando mi vedono, oltre che se ho un po' di cibo, mi chiedono di lavorare. Il problema è che sanno lavorare molto bene, non con i nostri strumenti, perché giustamente loro non li hanno, però sanno lavorare. Il problema è capire se vogliamo farli lavorare, visto che paghiamo le cooperative, perché a loro non vanno i soldi, questo va detto, perché qualcuno pensa che i soldi vanno dati a loro, e farli lavorare, perché questi ragazzi hanno dei fisici eccezionali, hanno voglia di lavorare e dobbiamo insegnare a lavorare negli strumenti. Allora io ho parlato anche con degli agricoltori che ho avuto ospiti e loro hanno detto però bisogna che siano specializzati. Io penso che per raccogliere frutta e verdura nei campi non serve tante specializzazioni, non vedo che nei campi ci siano tutti questi strumenti che devono impegnarli anche a studiare come funzionano, però bisogna fare un passo avanti, far capire cosa vogliamo, se vogliamo farli lavorare, se vogliamo pagare le cooperative e tenerli fermi o dare pochi soldi per qualche ora di lavoro, capire dove vogliamo andare a parare, perché la denatalità si fa sentire, abbiamo una popolazione che diventa sempre più anziana, abbiamo bisogno di servizi alle persone e siamo completamente fermi, non si muove paglia. Sentiamo il sindaco di Caorle. Sindaco, lei cosa propone? Prego. Allora, la verità in questi casi, ecco, riprendo un attimo per dare un dato preciso, è lunedì 24 alle ore 10 presso le cantine di Cacorniani, sono 180 gli iscritti, tant'è vero che le iscrizioni le abbiamo dovute chiudere proprio perché c'era troppa partecipazione. Ecco. E questo ci dà l'idea proprio della necessità che c'è in questo caso. Io sono d'accordo con le parole che ha detto il collega di San Donà, anche se dico che la verità sta sempre nel mezzo. C'è chi viene qua non evidentemente per lavorare ma per fare tutt'altro, però è altrettanto vero che il nostro sistema di accoglienza mi sembra evidentemente che non funzioni, perché stiamo vedendo quello che succede nelle città. Sono ormai città insicure, perché chi viene qua non viene solo per lavorare, ma chi viene per lavorare non sempre gli viene offerta questa opportunità. Se penso alla realtà di Caorle è ancora una realtà felice, pure con le sue fragilità, perché evidentemente è una città di 12.000 abitanti, un'isola e anche un ambiente abbastanza protetto. Non è facile che un tessuto criminale possa penetrare. Ci sono città importanti che invece questa difficoltà la vivono. Dicevo, la verità sta in mezzo, per cui dovrebbe migliorare il sistema dell'accoglienza, della formazione, e noi nel nostro piccolo, come dicevo, ci stiamo provando, tenendo conto pure che l'offerta di lavoro in questo caso è per un periodo di 6 mesi, ma che è comunque un'offerta che viene tutto sommato remunerata adeguatamente. Quello che ci manca è quello dell'alloggio, il problema dell'alloggio che stiamo cercando di superare, per cui condivido le preoccupazioni del collega di San Donà, che è una realtà sicuramente più grande e diversa, ma che è una realtà che sta attanagliando diverse città. Io l'altra sera
ero a Mestre per motivi di lavoro e effettivamente ad una certa ora la sensazione di sicurezza veniva a mancare. Ecco, noi dovremmo invece dare l'opportunità alle nostre città di essere sicure e il sistema dell'accoglienza farlo funzionare, ma questo non dipende solo dai comuni. Però bisogna iniziare anche a parlarne, anche perché lei, sindaco, ha dato dei numeri molto importanti, sindaco Sarto. Avete chiuso con un numero incredibile di persone che si sono avvicinate per imparare il lavoro. Ecco, che numero avete chiuso? Con 180 persone. Ecco, allora voi capite che non è che tutti quanti non hanno voglia di fare niente, hanno dovuto chiudere perché da soli non ce la fanno ad offrire più lavoro. Sindaco Teso, come commenta quello che ha detto e perché non iniziare veramente a cercare qualcosa di alternativo come ha fatto il sindaco Sarto? Prego. No, la messa in contatto tra le varie realtà è una sta facendo bene il lavoro. La settimana prossima un incontro organizzato dall'assessore Macca, due crisi aziendali che abbiamo, che è la Fede Perego, azienda che la sentiamo malissimo, sindaco Teso. Vede, sindaco, anche qua il digitale. Ecco, il digitale è una cosa incredibile, dovremmo parlarne, queste connessioni. Andiamo nello spazio, ma qua abbiamo ancora la banda larga che non funziona e la connessione che non funziona. Mi collego con l'Africa, con l'Australia, vado benissimo, mi collego a 2 passi da casa e non funziona niente. Capisce che lavoro ce ne sarebbe da fare il sindaco Teso, altro che storie, altro che investimenti invisibili. Noi dobbiamo avere quello che potremo avere e non ce l'abbiamo. Però questa idea di iniziare, anche come abbiamo sentito prima, anche Casa Artigiani, di iniziare a fare dei tavoli alternativi proprio con voi, perché siete voi che avete la sensazione che c'è nel vostro territorio di cosa serve, di cosa avete bisogno di fare squadra. Prego, sindaco. Sì, dico, la settimana prossima sarò dall'assessore Mantovani per le 2 crisi aziendali che abbiamo, una dall'Afert, un'azienda che ha 500 dipendenti, che fa grandi motori, è un'azienda multinazionale, oggi è controllata dalla Sitomo giapponese, è in grosse difficoltà perché la manifattura è in difficoltà in tutta Europa, e per la Fede Perego, che è una storica azienda che faceva passeggini, pull per bambini, che purtroppo con la concorrenza orientale sta licenziando decine di persone. Abbiamo aperto questo tavolo con Veneto Lavoro, stiamo tentando di dare dei percorsi alternativi a questi lavoratori. Alla Fede Perego ci sono molte lavoratrici, tra l'altro, che hanno quindi ancora più difficoltà poi a reinserirsi nel mondo del lavoro, quindi con dei programmi di formazione e inserimento in altre aziende che invece hanno bisogno, perché ho richieste di altre aziende nella zona industriale che mi dicono: io ho bisogno di operatori con un minimo di specializzazione, montatori, meccanici, attività che richiedono una certa formazione, una certa abilità manuale. Serve una disponibilità per iniziare corsi di formazione. Anche perché le competenze, penso, sindaco, che non ci mancano per insegnare a questi ragazzi. Il problema è che gli ITIS erano questi centri di raccolta di questi ragazzi, erano tantissimi, hanno veramente segato quello che era la realtà che poteva diventare utilissima per un domani, un futuro, e adesso si cerca quando ormai si chiude la porta, quando i buoi sono scappati. Però l'importante è iniziare a parlare, perché visto che abbiamo anche queste possibilità, il sindaco di Caorle l'ha spiegato molto bene, guardate che numeri abbiamo avuto in pochissimo tempo di gente che ha voglia di imparare, di formarsi. Ecco, forse dobbiamo puntare più su questo. Cosa dice sindaco Teso? Iniziare a far squadra, ecco, a confrontarsi anche voi con altre realtà, anche perché avete l'ANCI, avete creato una squadra molto importante di sindaci. Prego. Stiamo soffrendo, però anche stiamo sentendo il dramma della denatalità. Ormai i ragazzi in età post scolare che iniziano a entrare nel mondo del lavoro sono sempre meno. Sono nati 42.000 abitanti, ho avuto 308 nascite l'anno scorso, su 42.000 cittadini. Sono stati celebrati 18 matrimoni concordatari in un anno su 42.000 residenti. Non so quali siano le cause, ma non ci si sposa e non si nel lungo periodo, fra 18 anni, quando questi ragazzi non nati
avrebbero dovuto entrare nel mondo del lavoro mancheranno, e già oggi sentiamo una grossa mancanza a livello lavorativo, ma anche nelle scuole. Quando sentivo io che private al cinema, all'università, perché non c'era spazio per tutti. Adesso il mio figlio è iscritto a giurisprudenza e sono in 30 a lezione. La seguiremo questa cosa, è per questo che un'educazione di tipo diverso, controllato, di qualità diventa indispensabile, perché diventiamo sempre questo passo. Vede, allora Sindaco Tejo, lei ha detto non possiamo accogliere tutti. No, non è il problema che dobbiamo accogliere tutti, a parte che vorrei capire quanti ognuno di noi ne ha in casa di queste persone e quanti lavorano. Il problema è capire chi vuole lavorare, e si può anche fare questo, basta chiedere. Tu cosa sai fare? Ecco, io vorrei capire perché non si fa questo, perché non sono tutti spacciatori, violentatori, sono persone, ragazzi, che io vorrei vedere qualcuno di voi che vivesse dove hanno vissuto questi ragazzi, che non hanno di sicuro il passaporto per venire a trovare una vita migliore e che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di imparare, perché sanno lavorare la terra meglio di molti di noi. Io ho di imprenditori che vengono qua e dicono lavorano bene, benissimo, ma veramente abbiamo dagli indiani a tante realtà che lavorano in maniera incredibile. Allora vogliamo capire se vogliamo andare avanti o vogliamo fermarci che tutti sono dei delinquenti e perciò dobbiamo tenerli buoni. Sentiamo il sindaco di Caorle, prego. Vede Mirella, io credo che il problema sia un po' più complesso, non sia solo un problema di una questione lavorativa, sia proprio un problema di integrazione, perché bisogna anche accettare la cultura del paese ospitante. Ecco, questo è un altro tema, no? Allora, tutte queste sfaccettature io credo sia veramente un problema educativo e culturale. Il problema dell'accoglienza, dell'ospitalità c'è, il problema delle norme anche, però è altrettanto vero il problema di come queste persone a volte sono predisposte ad accogliere le regole del paese ospitante. Beh, guardi Sindaco, io ho un banco solidale da 15 anni. Perciò penso che posso dire qualcosa, no? Anche perché il banco solidale non c'è colore e non c'è nazionalità. Ok, allora io sono partita con persone che non sapevano l'italiano, che non avevano appunto le regole che avevamo noi. Io non ho mai avuto problemi. L'importante è dar loro delle regole e far rispettare le regole. Devi imparare l'italiano, devi rispettare quello che c'è in Italia, devi capire come comportarti. Io, guardi, non penso di essere l'unico banco alimentare che non ha avuto problemi. Il problema è capire se vuoi integrare, come lo fai e come ti muovi. Questo è il problema, perché se continuiamo a dirci che non si può, che non si vogliono integrare, cosa che non è assolutamente vera, e quelli che non si vogliono integrare bisogna capire anche come far capire loro che non c'è ciccia per gatti, perché basta anche essere molto chiari. Sa Sindaco, io sono sempre stata molto chiara al mio banco, perché come dice lei, c'erano persone che io voglio, non magari in italiano, ma io voglio non esiste se io voglio darti qualcosa oppure no. Il problema è capire come vogliamo integrare le persone, vogliamo integrarle, abbiamo veramente delle persone che possono fare anche questo, però non è che vedo tutta questa voglia di far integrare, questo che mi preoccupa. Però abbiamo le aziende che hanno bisogno di personale e non chiedono personale che sia esclusivamente italiano, chiedono persone per lavorare. Allora c'è qualcosa che non torna. Abbiamo i mediatori culturali, lei ne vede tanti in giro, io no. Io ce l'ho al banco, l'ho sempre avuto. Prego. Io non ne vedo proprio e come dicevo prima il problema è un po' più complesso, è legato evidentemente a una questione culturale, a delle norme che non sempre sono così chiare e ci consentono di operare con una certa facilità. Le faccio un esempio che può sembrare banale. Molto spesso, e capita sempre più frequentemente, ci sono dei cittadini stranieri che ottengono la cittadinanza e che hanno fatto in qualche caso anche la domanda 10 anni fa. Però qualcuno quando si presenta davanti al sindaco non sa leggere neppure la formula del giuramento. Ecco, a me quel cittadino che dopo 10 anni in Italia non riesce neppure a leggere la formula del giuramento, mi verrebbe da rispedirlo a casa e dire bene, quando hai imparato l'italiano puoi giurare per la cittadinanza italiana. Questo non c'è concesso. Ecco, le faccio un caso estremo evidentemente. Però mi può anche fare un caso di quello che invece ha imparato l'italiano e si è integrato.
Assolutamente, allora dobbiamo iniziare a dividere, e ce ne sono tantissime di brave persone in questo senso, persone che sono qui in Italia, che hanno messo su famiglia, anzi molto spesso sono più abituati alla fatica dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, molto spesso, come ha detto lei, sono più abituati, ma quelle persone che hanno la volontà di integrarsi hanno avuto la possibilità di farlo, hanno messo su famiglia, ci sono imprese importanti che fanno capo a cittadini stranieri che poi alla fine sono diventati italiani, per cui dicevo il problema è un po' più complesso e la verità non sta sempre solo da una parte. Diciamo che stiamo vivendo un momento particolare, io credo che veramente il dramma di questa nazione sia l'inverno demografico, la natalità, perché correremo il rischio di chiudere le scuole, di chiudere le aziende e di chiudere, le faccio un esempio banale, noi l'anno scorso il litorale per certi momenti della stagione ha dovuto rinunciare al trasporto pubblico locale ad inizio e in coda della stagione perché non c'erano più autisti, per cui mancano gli autisti, mancano i netturbini, manca il personale, allora è evidente che manca, gli stranieri lo possono coprire, ma in parte lo dovrebbero coprire anche i nostri ragazzi. Allora l'inverno demografico è il dramma di questa nazione e se questa nazione non si mette nell'ordine di idee di aiutare, di sostenere le famiglie e di consentire che ci sia una ripresa della natalità, perché una volta i turisti quando venivano a Caore emigravano dai nostri territori, andavano nelle città e con un lavoro, con uno stipendio riuscivano a garantire un mese di ferie alla propria famiglia e la sopravvivenza. Oggi se marito e moglie in due lavorano con gli stipendi che ci sono, fanno fatica a mantenersi e a mantenere un figlio. Ecco, questo è il vero dramma. Infatti arrivano al Banco Solidale i 6 milioni di poveri, sono queste persone che con due stipendi non riescono ad arrivare a fine mese, perché in Italia chi lavora non riesce neppure fra poco a sopravvivere. Questa è la realtà del nostro paese. Allora andiamo a vedere anche questo servizio importante, andiamo a Padova, imprese extra UE in città, andiamo a sentire. Da inizio sempre un po' fatto difficoltà, un po' per tutti, per tasse, per quella cosa, per adesso piano piano stiamo entrando, tutto a posto. Comunque adesso 2024-2025 stiamo andando bene. Da inizio un po' troppo difficoltà per tasse, per contributi, per adesso stiamo entrando. Gestisce 8 macellerie islamiche e da più di 10 ne ha aperta una in Piazza De Gasperi a Padova, Shafiq Mohammad. È il volto delle nuove imprese padovane nate da cittadini extra UE che racconta le difficoltà, soprattutto di natura burocratica, che si sono trovati ad affrontare. Lunedì prossimo in Camera di Commercio un incontro organizzato con il Comune che avrà tra gli altri questo obiettivo. Una fetta di popolazione molto dinamica e che ha un ruolo ormai importante per quanto riguarda il tessuto economico locale. La cosa più importante è creare un dialogo tra queste imprese, queste persone e le istituzioni locali, le associazioni di categoria, in modo che possano il più possibile integrarsi, essere anche accompagnati nella comprensione di regole, procedure, burocrazia che sono molto complicate anche per chi è di origine italiana. Sono aziende che hanno una certa fragilità che è legata al fatto che da un lato non hanno strutture amministrative che gli consentono di essere in qualche modo compliant con quelle che sono le leggi dello Stato, in particolare quelle che hanno a che fare con la fiscalità e quindi ovviamente dall'altro lato hanno un accesso al credito che è molto limitato se non inesistente e questo ovviamente crea queste realtà una sorta di andamento economico un po' ondivago. Sono 3.000 le imprese gestite da cittadini extra UE in città, attività solitamente poco strutturate, la maggior parte aziende individuali che operano nel settore del commercio, dei servizi alla persona, della ristorazione ma anche delle costruzioni. Il 25% è gestito da cittadini cinesi, il 23% da nigeriani, l'8% da moldavi, imprese che continuano a crescere di numero e nel 2024 hanno registrato un più 6%. Il 10% dei nuovi imprenditori padovani sono proprio di origine straniera. Questo è quindi un momento per loro, per dare loro opportunità di conoscenza dei servizi, di conoscenza delle infrastrutture, delle istituzioni, ma è anche un modo per raccontare un altro volto dell'immigrazione.
Allora sentiamo come commenta questo servizio il sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso. Prego sindaco. Sì, ho detto fin dall'inizio che è una situazione che dobbiamo iniziare anzi sarebbe già un po' tardi, insomma, però dobbiamo iniziare a comprendere, a vivere e a condividere in alcune situazioni. Certo abbiamo persone che hanno usi e costumi diversi dai nostri, ci sono dei diritti che per noi non sono negoziabili, ad esempio il marito e la moglie hanno gli stessi diritti, questo in alcune culture non è condiviso, questo è un messaggio. Si parte da questo presupposto. Poi per l'assistenza alle imprese ci mancherebbe, insomma, io ho dato apertura totale alle attività che tengono queste attività. È vero quello che sarà della Camera di Commercio di Padova, spesso non hanno una struttura amministrativa alle spalle, hanno difficoltà la nostra burocrazia per noi, farsi che rispondono a bisogni e ricoprono degli spazi che abbiamo lasciato vuoti noi come nativi italiani, se vogliamo dire. Però il problema è che pratico. Oggi nessuno insegna italiano in via ufficiale. Qui da noi ci sono le associazioni che lo fanno, soldi per fare sport, più si iscrive. Abbiamo una connessione pessima purtroppo, sindaco, abbiamo sentito molto in parte quello che lei ha detto, allora ci spostiamo a Caorle e andiamo a vedere Turismo Caorle. Caorle è aperta, siamo tutti pronti e aspettiamo i turisti in massa. Probabilmente il peggio è alle spalle e per il 1° maggio la situazione è destinata a migliorare. Sta di fatto che a Caorle, perla dell'Alto Adriatico, se le previsioni meteo non sono ottimali, ce ne sono altre che fanno ben sperare. Mentre per quanto riguarda le previsioni da un punto di vista di frequenza e di prenotazioni sono buone, anzi c'è un avvio di stagione che indica sicuramente dei dati molto positivi per tutto l'andamento stagionale. Questo primo ponte doveva essere un test in vista dei prossimi weekend che anticipano l'arrivo della bella stagione e invece si dovrà attendere. Ciò che si nota passeggiando per il centro storico è una città pronta come sempre ad accogliere gli ospiti, ma che ancora deve fare i conti con il meteo e con le incognite che riguardano da vicino gli esercenti locali. Il commercio risente abbastanza della crisi, di una crisi dettata che va su più piani, sia dal punto di vista del ricambio generazionale, sia dal punto di vista della concorrenza che abbiamo sul web. Tornando all'oggi, la località mette sul piatto nuovi appuntamenti, a partire dagli artisti della street art. Che verranno a Caorle e in 10 giorni dipingeranno 13 murales in questo bellissimo centro storico. Non solo, poi il 29, che è lunedì, comincerà una settimana del Festival dell'Educazione, un punto su cui Caorle ha deciso di investire molto. L'educazione per noi è fondamentale e evidentemente a metà maggio inizierà una mostra importante di Bansky che partirà da 10 maggio, finirà i primi di settembre, della street art. Era l'anno scorso, stiamo avvicinando invece al 2025 con aprile. Allora sindaco, cosa ci racconta, come sarà questo 2025, sindaco Sarto, su cosa investirete, su cosa continuerete? Molto bello il Festival dell'Educazione, bellissimo, gentilezza, educazione, queste sono le parole che vorremmo sentire, prego. Ma come sempre ci saranno una serie di appuntamenti, di manifestazioni, ad esempio uno su tutti il campionato italiano di atletica leggera, per cui si cimenteranno atleti importanti come Jacobs, come Timberi, praticamente le punte di diamante della nostra nazione dal punto di vista sportivo. Però quest'anno ci sarà l'edizione biennale di Scogliera Viva, quel simposio di scultura che ha realizzato ormai negli anni un museo a cielo aperto. Diciamo che pochi lo sanno, ma Caorle
nonostante tutto è la nona, perché si pensa sempre a Caorle piccola coccola, ma i numeri sono importanti, perché Caorle è la nona città italiana in termini di presenze turistiche, superiamo città importanti come Napoli e come Torino, per cui ormai è una realtà economica da 1 miliardo di euro di fatturato e siamo fiduciosi perché il tessuto voglio dire imprenditoriale risponde, ha fatto grandissimi investimenti, assieme all'amministrazione comunale ha gestito in maniera mirabile la questione delle concessioni demaniali, per cui troveremo anche per il 2025 una città pronta. È altrettanto vero che la nostra stagione è anche un po' più lunga delle altre località, perché come dicevo Caorle è l'unico centro storico di mare del Veneto, offre un'identità, offre il mondo della ristorazione, della pesca, che magari altre località non hanno, per cui quello che ci chiedono i turisti è autenticità, tenendo presente che le nostre presenze turistiche sono per il 60% rappresentate da stranieri, per il 40% italiani, sono 4 milioni e mezzo, di questo 40% il 50% è veneto, per cui diciamo abbiamo un'offerta turistica diversificata e sono convinto che anche la stagione 2025 sarà un'ottima stagione, saremo pronti per affrontarla, anzi siamo già pronti perché come dicevo abbiamo cominciato con la fiera dell'Alto Adriatico. Adesso abbiamo questo appuntamento importante che mette, come dicevo, un aspetto formativo e di mettere in rete domanda e offerta lavorativa, ma è cominciato con San Valentino e continuerà, come dicevo, con tutta una serie di eventi dal teatro di strada. Tra l'altro quest'anno, nella seconda domenica di settembre, avremo anche la festa quinquennale della Madonna dell'Angelo, è un appuntamento straordinario che rievoca insomma edizioni importanti. Molti anni fa era addirittura 25ennale, questa è una città devota alla Madonna dell'Angelo, le barche in processione accompagneranno dal porto del Rio Interno fino al santuario, accompagnati in una processione che vedrà una città invasa dai fedeli ma anche dai turisti e che comincia con un mese prima rispetto alla seconda di festeggiamenti. E quando la gente si sposta vuol dire che la gente consuma, usa i mezzi, perciò capite che c'è tutto un introito molto importante. Però andiamo a vedere com'era questo summit delle spiagge e poi sentiamo come lo commenta il sindaco. Era il 2024, si è aperto il 2025. Andiamo a sentire. Summit spiagge. La richiesta dello status di città balneare al governo, il cui iter è più che mai avanzato, la stagione balneare alle porte e lo sviluppo di un comparto che continua a rappresentare una delle eccellenze indiscutibili del Made in Italy. Al via a Caorle il G20S, 7ª edizione del Summit delle Comunità di Mare, un tavolo che riunisce le più importanti spiagge italiane. Presenti, oltre alla località che ospita, anche Grado, Lignano Sabbiadoro, Bibione Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia e Rosolina. Fino a domani saranno giorni di confronto su vari temi che riguardano tutto il settore, a cominciare da ambiente e sostenibilità, con il progetto Sentinelle del Mare, ma anche il lavoro stagionale, con la difficoltà di reperire risorse storiche come bagnini, camerieri, cuochi e addetti alle pulizie. Abbiamo bisogno, per una situazione speciale come la nostra, di avere regole speciali, quindi un inquadramento giuridico che deve valorizzare al massimo questa nostra tipicità per darci gli strumenti per far star bene prima di tutto i nostri residenti e poi anche gli ospiti. Ciò che sta davvero a cuore al mondo delle spiagge è il riconoscimento dello status di città balneare, con maggiori risorse da destinare a territori che da piccole località si trasformano in realtà con milioni di presenze estive. Ci permetterebbe di avere flessibilità tenuto conto che noi in questo momento riusciamo a fare con le nostre forze, ma non lo sappiamo per il futuro, per cui se il turismo è considerato un bene comune, un bene di tutti, naturalmente va preservato. Allora sentiamo come commenta questo servizio il sindaco di Caorle Marco Sarto e come ci saluta. Prego sindaco.
Ma io credo che ecco, esserci messi insieme tutto il litorale veneto, ma assieme anche le altre spiagge, le altre realtà d'Italia, sia stato un passo importante, perché il riconoscimento dello stato di città marinara, come si diceva prima, no? Noi non possiamo pensare di garantire con le nostre forze l'ordine pubblico in una città che è di 10.000 abitanti, 12.000, quando poi diventa di 100.000. Per cui dobbiamo dare sicurezza ai nostri cittadini, dobbiamo dare servizi ai nostri cittadini e dobbiamo riuscire a coniugare la coesistenza dei nostri cittadini con i turisti. Se noi, come dicevo nel servizio, consideriamo il segmento turistico come un patrimonio di tutta la regione, ma di tutta la nazione, con delle norme particolari che ci consentono di dare questi servizi e di preservare, perché non vivono solo le imprese di Caorle o le imprese che stanno a Jesolo o a Bibbione sul litorale di tutta la costa italiana, ma vivono anche le imprese dell'entroterra con gli artigiani, la produzione, le imprese edili. Per cui se questo segmento dell'economia, che è un segmento importante, ha una normativa che ci consente di proteggerlo e tutelarlo, è evidente che è una ricchezza per tutto il territorio nazionale. Credo che il summit poi del 2024, quest'anno che si è tenuto a Caorle, è stato un punto di confronto importante, di messa insieme di esperienze, di confronto da parte di tutti i sindaci, di tutte le realtà nazionali. Il prossimo anno, nel 2025, si terrà ad Alghero e credo che già in quell'occasione avremo fatto un passo in avanti per il riconoscimento dello stato di città marina. Ecco, io con l'auspicio che questo riconoscimento prenda veramente sia definitivo, l'auspicio è perché, ripeto, deve essere considerato quello del turismo un patrimonio di tutta la nazione e va protetto. Non dobbiamo poi piangere se questo riconoscimento non avviene, quando le cose precipitano, quando se dovesse esserci un'inversione di tendenza, credo che sarebbero veramente dolori per tutti. Lo diceva prima il collega di San Donà, a San Donà si vive una situazione contrapposta a quella del litorale. Ecco, proteggiamo questa economia, che è un'economia di tutti, è un patrimonio di tutti. Piccolo e bello, ma l'unione fa la forza, questa è la verità, anche in questo caso bisogna dirlo, perché è così. Abbiamo Sandra da Padova, veloce Sandra, perché sono in chiusura, vai. Sì, io è mezz'ora che sono al telefono. Tesoro, non so cosa fare, prego. Sì, però devo dire che è molto interessante i servizi e i due sindaci. Mio nonno, mio papà è nato a Padova, sono di origine veneziana, perché mio papà, mio nonno, i miei parenti, tutti paterni, sono tutte da quelle parti, San Donà, Portogruaro, dunque io quelle zone le conosco bene, anche Caorle. Volevo dire un'altra cosa, l'accoglienza, la sicurezza, dico solo una cosa. Quando c'era il Covid avevamo droni, polizia, addirittura uno in mezzo al mare che nuotava, l'hanno arrestato, l'altro. Allora non venitemi a dire che non ci sono i mezzi. I mezzi, se vuole lo Stato, perché qui parliamo dello Stato, li trovano, perché non è possibile. Io abito, te l'ho già detto Mirella, in centro, e io giro, vedo sì e no due vigili, o se no la gazzella della polizia, ma pianino, così giretto, dopo basta. Allora, tutte queste forze militari, ma perché non dobbiamo sfruttarli, scusi? Perché qui a Padova sta cominciando a essere molto pericolosa, Mirella, te lo dico mi. Avete sentito anche Mestre, guardate che veramente è un problema, non possiamo vedere solo le forze dell'ordine durante le partite, in democrazia dovremmo vederle anche in altre realtà. Grazie Sandra, sentiamo i saluti del sindaco Teso, prego sindaco. Grazie per lo spazio che ci avete dato, un saluto da San Donà e il nostro impegno per stare vicino ai lavoratori in un momento difficile e a tutti quelli che vogliono venire a lavorare e a contribuire al bene della nostra comunità. Grazie a questi sindaci veramente che sono nel pezzo, grazie pubblicità. E siamo
Siamo con Massimo Donadon, presidente Società Canottieri Sile. Perché? Perché parleremo di ambiente, di giovani, ecco, questi alcuni che hanno perso il lume della ragione. Invece Massimo sta cercando anche di recuperare, di far capire che grazie anche a questa disciplina sportiva si possono vedere e capire che i percorsi possono essere diversi. Com'è la situazione? Non saranno mica tutti spacciatori, delinquenti, che tutti girano col coltello, che non ne possiamo più, che abbiamo paura di questi ragazzini che tengono in pugno sindaci, forze dell'ordine, e sono un gruppo, non è che siano centinaia. Prego, Presidente. La situazione è un po' quella che si legge sui giornali. Come sempre fa più scalpore quello che dà un pugno a una persona piuttosto che quello che aiuta un disabile a attraversare la strada. La situazione comunque è da non sottovalutare perché questi episodi stanno aumentando in maniera esponenziale e quindi è un segnale forte che va recepito e necessita di contromisure adeguate. Allora andiamo a vedere anche questo bellissimo video che ha portato il nostro Massimo Donadon, che fa capire l'importanza del fiume, della natura con questi ragazzi, proprio anche nella raccolta dei rifiuti. Andiamo a vedere nei rifiuti nel fiume Sile, ragazzi canottieri Sile. Che vita è? Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Non mi farà mai bene perché non so. Ma di chi è questa bottiglia? Forse ti è caduta per sbaglio. Per sbaglio? Lattine. Addirittura vasi. Il freno di una bici. Bombolette spray. Quante bottiglie di plastica, non ne posso più. A posto siamo, pure bicchieri. Che schifo, un cestino di una bici. Piatti di plastica. Addirittura bottiglie di birra. Spazzatura di ogni genere? E basta. Non ne possiamo più. Basta. Adesso stammi a sentire. Parlo io. Il Sile è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. Nel nostro parco ci sono diversi tipi di alberi. Olmi, querce, aceri, pioppi e quant'altro. Nel Sile sono presenti molte specie di animali. Folaghe, gallinelle d'acqua, cigni, aquile. Ma che aquile? Quello era un cormorano. Poi ci sono numerosi pesci. E questi pesci intanto si stanno mangiando la plastica. E poi noi mangiamo loro. Appunto. E poi noi mangiamo loro. Appunto. Quindi anche noi mangiamo la plastica. Anche noi. Esatto. Quella che butti tu. In questo momento gli oceani contengono milioni di tonnellate di plastica. Di tonnellate? La maggior parte sono le bottiglie. Sai quanto tempo ci impiega una bottiglia di plastica per degradarsi? 1000 anni. 1000 anni? E una sigaretta? 5 anni. È come se ad ogni minuto si gettasse un camion di rifiuti in mare. Uno al minuto. Non voglio che il Sile diventi una discarica. Comincio ad avere paura di respirare l'aria. E perché sento che sporca? Perché sento che sporca? Già, è sporca sul serio. E se mi ammalo? Di una cosa brutta? Abbiamo ancora poco tempo. Dobbiamo darci da fare. Usa una borraccia invece di 1000 bottiglie di plastica. Non sai bere direttamente dal bicchiere? Io sì. Anch'io. Ma non sei capace di buttare la spazzatura nei cestini? E poi? Riduci, ricicla, rottama, riutilizza e trova tu altre soluzioni. Inventale. Fallo per me. 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 Pensa che bello sarebbe creare delle aree di interesse per le tartarughe. Dei punti di interesse per i cigni, per le folaghe. Per molti anni il Sile ci ha protetto dagli attacchi nemici. Adesso siamo noi che dobbiamo difenderlo. Perché l'uomo lo sta inquinando. Noi il nostro l'abbiamo fatto. Siamo dati. Questo è un pezzo
Cosa pensi di fare? I grandi cambiamenti si ottengono con piccoli gesti. E saluto anche l'avvocato Alessandra Bocchi. Grazie avvocato di essere qui con noi. Cosa le sembra di questo video, avvocato? Grazie Quante cose, ecco, se riusciamo a capire questi ragazzini cosa ci dicono, cosa vogliono, ecco, anche questa è una violenza, non ascoltarli. Lei si occupa di violenza, avvocato, ma più violenza di questa, che non ascoltiamo queste meravigliose creature. Prego avvocato. Ma che bravi, devo dire, li vorremmo anche qui da noi. Bisognerebbe creare anche a Vicenza, che abbiamo un bacchiglione, che ci sono le biciclette che galleggiano, non scherzo. Beh, i ragazzini dobbiamo assolutamente, sono le cose più preziose che abbiamo, perché loro ci ascoltano e ci credono in quello che dice l'adulto. Quindi noi abbiamo un grosso impegno nei confronti dei ragazzi, dei nostri figli o di chiunque noi troviamo. Quindi è un'esperienza bellissima quella che state facendo, bisogna portarla in tutto il Veneto. Allora lo ringrazi il presidente Massimo Donadon, che è qui con me e che ringrazio sempre, perché lui veramente agisce, non parla, lui agisce. Senta avvocato Bocchi, però la mia domanda è anche questa: non le sembra che stiamo un po' esagerando con la violenza, che è solo una rabbia assopita da parte di persone insospettabili, ma soprattutto come fare prevenzione? Io direi di partire proprio dai bambini, dai ragazzi. Ecco, questi esempi sono bellissimi, perché si parla di educazione, di gentilezza, di amore. Prego avvocato. Certo, beh, questi sono secondo me le esperienze di vita più importanti, il rispetto, che sia il rispetto dell'ambiente, il rispetto della persona, il rispetto di tutto quello che effettivamente ci circonda. Però vede Mirella, guardi, è anche difficile per i ragazzi, perché ci sono dei fatti talmente gravi, talmente assurdi da un lato, che sono inspiegabili. Perché noi qua a Vicenza abbiamo avuto, avete sentito, quel brutto incidente mortale di quella ragazzina, bambina di 10 anni. L'abbiamo visto questa mattina, avvocato, col presidente Ciaramella, che è familiare di vittime, ma la sanità, che era collegato con noi da Caserta, che anzi si è unito al dolore di questa famiglia. Prego. Ci chiedono com'è possibile una cosa del genere. Chiedono com'è possibile che una famiglia che si trovava appunto a fare una passeggiata in un piccolo centro, che tra l'altro guardi anche il mio paese, Mirella, quindi siamo ancora tutti più scioccati, perché è un paese anche piccolino, sono lì che fanno questa passeggiata e viene travolta una bambina. Che cosa si spiega? Non abbiamo le parole, non si riescono a far comprendere i fatti, nemmeno a noi, figurarsi a dei bambini o dei ragazzini che chiedono. Come la violenza, quanto difficile è spiegare. Cioè noi potremmo dare delle indicazioni chiare e precise, quindi di stare lontani effettivamente da quella che è la violenza, ma come si fa a spiegare ad un bambino, ad un ragazzino che ci chiede il perché, indossando ad esempio un paio di scarpe Nike in pieno centro qua a Vicenza, ne arrivano 3 con un coltello e gliele fanno di tutti i colori? Una rapina, come facciamo a spiegare una cosa del genere? Come facciamo a spiegarlo, Massimo Donaton? Ecco, cosa si può fare per capire che forse dobbiamo tutti quanti rimboccarci le maniche e agire con queste persone? Prego. Ma allora, faccio un passo indietro. I ragazzi che avete visto nel video precedente non sono assolutamente dei fenomeni o dei privilegiati o delle persone particolari. Sono un campionario normale di ragazzi a cui è stato dato un messaggio. Quindi l'importanza è il messaggio che viene dato ai ragazzi, far sposare a questi ragazzi un obiettivo che è quello della tutela ambientale, è stato il messaggio che abbiamo dato noi. È evidente che se a questi ragazzi viene dato un altro tipo di messaggio, loro recepiscono quello, e quindi i comportamenti che ne derivano, se il messaggio è sbagliato, cioè ovvero sia che porta a quegli atti di violenza che vediamo nei giornali, è tutto là. Quindi noi come associazione sportiva diciamo ai ragazzi, quando entrano dalla porta della Canottieri Sile, escono da un contesto per entrare in un altro contesto, che è quello della Canottieri Sile, che ha le sue regole, i suoi obiettivi, ha in mente un piano ben preciso nei confronti dei giovani, e quindi quando entrano da noi sentono il nostro messaggio, che
può essere quello della raccolta differenziata, quello dello sport, quello del sacrificio, eccetera. Dopodiché, quando escono da quella porta, ritornano nel contesto precedente, dove noi non possiamo fare più niente. È là il problema, nel momento che escono chi li prende per mano, è là il grande problema. Avvocato Bocchi, ma non le sembra che forse dovremmo iniziare di più a fare un passo in avanti anche col mondo del volontariato, cercando di prendere questi ragazzi che escono da situazioni anche importanti, perché non c'è nessuno. Ecco, io parlo con loro come fa lei, avvocato, anche con queste donne che si sentono ancora adesso molto indifese. Non saliamo la scala, basta vedere il numero dei femminicidi che abbiamo, è una cosa da mettersi le mani nei capelli, ma questa rabbia che c'è, forse bisogna iniziare proprio a fare prevenzioni più di piccoli, con lo sport, con l'educazione civica, che a mio avviso andrebbe fatta anche in questi contesti, non si può fare solo a scuola e tutto a scuola. Ecco, riuscire a superare la burocrazia per far uscire anche questi ragazzi. Prego, avvocato. Certo, sono parole davvero vere e semplici, perché effettivamente se ci pensiamo all'interno di quello che dovrebbe essere l'ambiente sportivo, nello sport, nei polisportivi comunali non c'è violenza. Io lo vedo, lo vediamo, dove c'è un impegno, dove c'è un ragazzo, un ragazzino che crede, che c'ha una squadra, dove c'è un gruppo, è difficile che ci siano fatti di violenza, soprattutto perché sono ambienti puliti, Mirella, sono ambienti in cui sono lontane le sostanze stupefacenti, cioè sono lontane tutte quelle brutte cose che purtroppo vediamo quotidianamente. Il volontariato è un mondo splendido, ma è difficile che un ragazzino, soprattutto in questa adolescenza che inizia sempre prima, perché a 11 anni sono già in piena adolescenza, se non 10, farli entrare. Bisogna trovare un vero collante, un qualcosa che interessi i ragazzi, un'attività che sia per loro, che dia un qualcosa. Avvocato, siamo 350 associazioni di volontariato, cioè non vorrà mica dirmi che non possiamo prevenzione, cercando, come si faceva una volta, di avvicinare questi ragazzi a toccare con mano ed essere protagonisti su quello che loro sono più orientati. Non è mica detto che tutti devono fare la stessa cosa, però capire dove sono intrigati, da cosa, qual è il loro sentore, perché loro vogliono essere intrigati. Non è possibile che non riusciamo a fare questo, che il mondo del volontariato non abbia giovani. Poi vediamo Massimo Donadò che li fa raccogliere, fa la raccolta differenziata lungo il Sile, e loro la fanno. Vuol dire che ci tengono, ma la deve fare lui da solo o c'è qualcuno che dovrebbe accompagnare anche Massimo Donadò e questi ragazzi, che sono anche gli insegnanti, i dirigenti, perché ce l'ha il palletto grande, portare fuori questi ragazzi da scuola. Avvocato? Sì, serve un qualcosa che li coinvolga effettivamente, magari un collegamento scolastico, un collegamento con l'ambiente sportivo che dia poi un successivo momento così di volontariato, per sentirsi partecipi, perché facciano qualcosa. E io sono certa che siano risorse importantissime. Qui nella nostra zona non ce ne sono molte, vi dico la sincera verità, perché al di là di Legambiente, che fanno la raccolta rifiuti e pulizia, però i giovani non è che hanno poi la possibilità. Associazioni ce ne sono tante, ma non nei confronti dei ragazzi, non ci sono iniziative. Io sono molto attenta, Mirella, in quello che succede nel mio territorio, certo. Iniziative che coinvolgano o che comunque stimoli quello che è l'interesse o comunque le varie capacità e abilità dei ragazzi, perché i ragazzi, se gli diamo qualcosa da fare, loro si impegnano e si mettono. Se non gli diamo niente da fare, non c'è dialogo in famiglia, sono solo lì con telefonini, videogiochi e tutte queste belle cose. Massimo Donadò, come intrigare questi ragazzi? Devo correre perché il tempo è tiranno, naturalmente. L'avvocato dice, ma non è che ci siano tutte queste iniziative, queste associazioni dove loro possono andare a parare? Prego. Ma le iniziative, in realtà ci sono tantissime iniziative. Io ho fatto questa riflessione anche vedendo continuamente ragazzi, parlando con i genitori. Il grande stacco che può dare una realtà terza rispetto a quella della famiglia è secondo me che
nella famiglia il bambino, il ragazzo viene idolatrato, cioè per le famiglie, la maggioranza delle famiglie, il loro figliolo è perfetto, è il più bravo, il più intelligente, eccetera. E anche se nella realtà non sempre questo è corrispondente alla realtà, per cui ci sono questi bambini che sono abituati a essere accontentati in tutto e quindi nel momento in cui si trovano di fronte a una difficoltà che li coinvolge singolarmente, hanno degli sbandamenti e quindi hanno delle reazioni particolari. Quando entrano dentro in un'associazione, che può essere la nostra o altra, noi non li facciamo sentire perfetti, i più bravi e tutti i geni. Sono dei ragazzi esattamente uguali a quello che hanno in fianco. Quindi gli diamo un messaggio, gli diamo un obiettivo e loro lo sposano. Poi loro tornano a casa e spiegano, e questa è una cosa un po' paradossale, è diciamo la realtà attuale, e sono loro che spiegano ai genitori perché non bisogna buttare per terra la bottiglia di plastica, che è esattamente il contrario di quello che avveniva una volta. E sono loro che portano nelle famiglie questo genere di messaggi perché l'hanno sperimentato, hanno capito e sono stati coinvolti. Questo secondo me è una cosa strana, perché dovrebbe essere esattamente il contrario. Sono loro che fanno i genitori e i genitori diventano i ragazzi. Il problema è se questi genitori diventati i ragazzi ascoltano bene quello che dicono questi ragazzi o si dimenticano, perché i ragazzi poi sono spugne, bevono quello che fa il genitore, quello che dice il genitore, non c'è niente da fare, per loro è l'esempio. Allora andiamo a vedere questa attività Canottieri Sile. Vediamo se parte il servizio.
squadra che funziona, ha visto Avvocato Bocchi come funzionano le squadre, forse bisogna unire le forze, capire chi ha voglia di fare e con chi si può fare, e anche questo è come quel sindaco che ha detto: nel mio comune, un piccolo comune, non ho la palestra. Io gli ho detto: vai dal tuo amico vicino, visto che c'è l'unione dei sindaci, vai sulla palestra che hai vicino. Cioè dobbiamo agire, questi ragazzi li perdiamo, non c'è niente da fare. Prego, Avvocato. Guardi, vedendo questo bel filmato pensavo che noi veramente abbiamo una bella cosa, che sono gli scout, diversa come rispetto a quella che ci state facendo vedere, però sempre questa idea di far fare gruppo ai ragazzi è molto bella, fare credere in qualcosa, che si impegnino e che cerchino veramente di fare quelle che sono le cose anche più basiche, ma che li aiutino a crescere, a comprendere anche un po' quel che è giusto, quel che è sbagliato. Ed è vero poi che diranno a noi: non devi fare questo, non devi fare quell'altro, perché hanno compreso in prima persona quello che è giusto fare. È veramente una bella esperienza questa, davvero. Bisognerà anche capire con chi dobbiamo fare squadra. Donadon, come va col sindaco di Treviso? Lei aveva il problema, l'ha risolto? Beh, diciamo che quel problema che avevamo di navigabilità del Sile, che era stata limitata a seguito di lavori su un ponte, non era risolvibile. Ah, ecco. O meglio, era da risolverlo a monte, per cui ci siamo adeguati. Ci ha portato degli scompensi anche importanti, perché diciamo è stato l'innesco di una situazione che ha portato a delle azioni particolari che hanno un pochino, anzi abbondantemente, limitato la possibilità di allenare un gruppo di ragazzi. Per una questione essenzialmente di sicurezza, che non c'era più. Però si va avanti, sono episodi, io dico sempre: la Canottieri Sile è stata fondata nel 1908, quindi ha qualche anno, e sicuramente di tratti del Sile chiusi ne ha visti, pensiamo solo alle 2 guerre che ci sono state. Comunque si va avanti, bisogna avere una visione di lungo periodo. Noi personalmente teniamo prima di tutto bene in vista la sicurezza dei ragazzi. Per noi è la cosa più importante. Quanti ragazzi avete, Donadon? Abbiamo, noi siamo circa 300 soci, in questo momento di ragazzi agonisti sono circa una quarantina. Poi ci sono ragazzi che fanno dei corsi di voga non agonistici. C'è sempre questo ricambio, diciamo che mediamente entrano da noi ogni anno una quarantina di ragazzi dai 10 ai 13-14 anni. Avete capito? Che numeri poi ci sono? Loro fanno il loro percorso, ci sono certi che si appassionano, ce ne sono certi che tornano a casa e dicono ai genitori: non voglio più fare canottaggio, voglio fare basket. I genitori li iscrivono a basket, dopo 6 mesi voglio fare tennis, li iscrivono a tennis, eccetera. Però ci sono anche quelli che si affezionano e sono quelli che hanno dei grandi vantaggi, perché imparando il sacrificio, che è chiaramente allenarsi è sacrificio, e la disciplina, gli orari, sono tutte cose che poi portano dei risultati anche scolastici interessanti. Allora andiamo a vedere anche questo bel video, Canottieri, Babbo Natale. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is
go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bell chime in jingle bell time. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Io ringrazio veramente sempre Massimo Donatone, avvocato Bocchi, per la bellezza, la gentilezza, la gioia. Avete visto i ragazzini, non hanno cellulari, sono felici, fanno sacrificio, perché guardate che remare non è così semplice, eppure è bellissimo nella più completa serenità. Cosa dice, avvocato? Forse dobbiamo iniziare proprio dai genitori, iniziare a portare i genitori a far capire l'importanza, anche questi genitori delle volte molto violenti, i bambini a casa sentono questa tristezza che io vedo nei loro occhi. Ecco, non è bella la situazione. Prego, avvocato Bocchi. Però in questo video abbiamo visto quanto importante è essere appunto famiglia, ed è questo secondo me la differenza, perché possiamo trovare 10.000 eventi, 10.000 iniziative, ma dove si è famiglia e dove ci si ascolta, perché l'importanza dell'ascolto, perché è facile parlare, ma se io parlo con una persona che non mi ascolta, cioè non ha senso, ma se c'è il vero ascolto e se c'è il linguaggio corretto, quindi è anche importante il linguaggio verbale, ne parliamo tanto, però dobbiamo effettivamente fare un passo indietro un po' tutti, perché il linguaggio non è così scontato, come diciamo e cosa diciamo alla presenza dei figli, dei bambini, insomma è importante. Spesso che stiamo facendo dei corsi appunto di linguaggio in ambito di diritto antidiscriminatorio, quanto è importante indirizzare una frase o comunque un qualcosa nei confronti di una persona magari vittima e utilizzare il giusto modo. Quindi ipotizziamo che la stessa cosa la dobbiamo fare anche con i bambini che sono più piccoli, che sono più indifesi, che magari una parola potrebbe essere molto più forte rispetto a un'altra, quindi quanto è importante questo. Sono d'accordo sull'importanza della famiglia. Educazione e gentilezza. Allora Massimo Donadon, come commenti le parole dell'avvocato Bocchi? Sono due elementi, l'educazione e la gentilezza, che se fossero applicate correntemente risolverebbero il 90% delle problematiche, non della nostra ma di tutte le società. Non è semplice metterle in pratica perché la nostra è una società dell'io e non è una società del noi. È una società che privilegia l'interesse personale e non ha interesse, parlo in generale chiaramente, non ha interesse nelle necessità collettive. Se pensassimo un po' più al noi e un po' meno all'io, penso che le cose funzionerebbero meglio. E così come se i genitori che affidano i ragazzi alla canottiere piuttosto che ad altre società, piuttosto che alla scuola di musica, piuttosto che alla società di calcio, lasciassero
che questi elementi esterni facessero il loro lavoro tranquillamente, senza pensare che il loro figlio è il miglior calciatore di tutti, è il miglior canottiere, è il più intelligente, è il più bravo, ma è esattamente un ragazzo come gli altri e che cresce stando assieme ad altre persone che magari hanno per certi aspetti delle qualità in un certo campo minori del loro ragazzo, ma in un altro campo magari sono superiori. E i ragazzi fanno tesoro perché assorbono, e questo voler fare sempre contest, sempre tu sei il più bravo, tu sei il primo, tu sei il migliore, se non sei in squadra è perché l'allenatore non ti capisce, ma tu sei il calciatore più forte, rovina i ragazzi. Avvocato Bocchi, come ci saluta? Ecco, con quale parole vuole salutarci? Io vi saluto, intanto che io la ringrazio perché è sempre un vero piacere partecipare alle sue interviste, perché si sente qualcosa di vero, si sente il cuore ed fa la differenza. E io vi saluto e vi dico che secondo me dobbiamo fare più rete nella regione Veneto, soprattutto per i nostri ragazzi. Dobbiamo cercare di creare qualche evento, quindi visto che c'è il presidente Donadon lì, magari si parlava appunto di lungimiranza, cerchiamo di creare un qualcosa che in un certo senso allora darò il numero di Massimo Donadon all'avvocato Bocchi, così vi posso darlo Massimo? Ecco, così vi terrete in contatto, perché anch'io sono convinta che bisogna fare più squadra, è quello che sto facendo con Sveglia Veneti tra gli ospiti. Grazie avvocato Bocchi. Grazie Donadon, come ci saluta? Arrivederci. Ma io ringrazio sempre per queste occasioni in cui si riesce a portare un piccolo contributo che magari a qualcuno fa scattare la famosa scintilla. Sarebbe già sufficiente che guardando questa trasmissione un genitore o un bambino dicesse prova a fare sport, che poi venga con noi o con altre società poco importante, però partecipo sempre volentieri. Grazie anche a Massimo Donadon, veramente grazie di aver partecipato, della società Canottieri Sile, veramente una società importantissima, una delle più antiche società, la più antica trevigiana, non solo la Scherma ma anche la Canottieri Sile, perciò vedete basta solo aver voglia di fare a casa, muovetevi, non siate pigri anche mentalmente. E adesso diciamo grazie ancora una volta a tutti gli operatori sanitari, agli OS che veramente hanno cercato di salvare le nostre vite anche morendo molti di loro, e forse ci siamo dimenticati con la memoria che abbiamo troppo corta. Grazie a nome di tutti noi. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when
aside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes,